Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, siamo di nuovo in diretta anche per questo lunedì, per questo inizio settimana, la prima settimana di dicembre. Si va verso il Natale e il dibattito, come sapete, si è acceso ormai da giorni a livello politico e non solo. Anche oggi vi aggiorneremo su tutti i fronti, attualità, cronaca politica, ma cominciamo proprio dalla politica. Cominciamo dalle novità che arrivano da Roma, perché nella notte si è tenuto un importante Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto ristori quater, quello nato anche sull'onda di quello scostamento di bilancio da 8 miliardi che ha trovato una larga convergenza politica. Ci sono delle novità importanti soprattutto sul fronte delle tasse, ma ci aggiorna in diretta da Roma il Ministro Federico D'Incà. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. È stata una lunga nottata, l'ennesima di lavoro, ma alla fine il decreto è arrivato. Ci sono, dicevo, delle novità importanti, soprattutto sul fronte delle tasse. Si parla anche di un possibile esonero per le attività più colpite dalla pandemia, è così? Sì, ieri sera abbiamo chiuso in tarda nottata il Ristori 4, che contiene praticamente 8 miliardi di euro dello scostamento che abbiamo fatto giovedì scorso, e nel quale vi sono importanti novità per quanto riguarda le aziende. In particolare vi sono le sospensioni per l'acconto IRPEF, IRAP e per quanto riguarda l'IRES, in maniera tale da poterlo spostare per le aziende sotto i 50 milioni di fatturato e che hanno avuto un calo del fatturato del 33% tra i primi 6 mesi del 19 e i primi 6 mesi del 20. Per queste aziende vi è uno spostamento che va al 30 di aprile. Poi oltre a questo vi sono anche degli importanti sospensioni per i versamenti contributivi, quelli riguardanti le ritruse d'acconto e anche il versamento IVA di dicembre, che vengono spostate sempre per quelle aziende che hanno avuto una diminuzione del fatturato del 33% per il mese di novembre del 19 e il mese di novembre del 2020. Pure queste avranno uno spostamento al 16 di marzo del prossimo anno, quindi già sono delle cose molto importanti. Poi non ci fermiamo soltanto a questo tipo di intervento, ma vi sono degli interventi anche nei confronti di quei lavoratori stagionali. Mi vengono in mente quelli che appunto sono stagionali della montagna veneta, e per quelli che sono all'interno del mondo del turismo, delle terme, e che qui vi sono 1.000 euro per il mese di dicembre per andare incontro a queste persone che stanno soffrendo per il calo in particolare del turismo e degli eventi dello spettacolo. Poi non ci fermiamo, vi sono anche 800 euro di indennità per i lavoratori che riguardano la parte sportiva. Vengono stanziati 350 milioni di euro sul 2020 per tutte quelle attività che riguardano fiere, mondo dello spettacolo e della cultura, le tante fiere che nel Veneto in questo momento hanno sofferto per la chiusura degli eventi. Ve ne erano tanti che riguardavano il territorio veneto in questi ultimi mesi del 2020. Poi vi sono 250 milioni di euro per quanto riguarda per aiutare le regioni che hanno debiti finanziari, in particolare per il Veneto vi sono 20 milioni di euro. Poi non ci fermiamo, vi sono anche 500 milioni di euro per quanto riguarda le imprese che esportano all'estero, quindi un aiuto nella concessione di finanziamenti di quelle aziende che appunto guardano all'estero. Questi sono i pacchetti più importanti e che in particolar modo toccano il nostro Veneto, e quindi questi 8 miliardi di euro, insieme a tutte le altre risorse messe a disposizione nel 2020, raggiungiamo i 110 miliardi di euro, daranno un contributo per resistere in questo momento ed arrivare finalmente al prossimo anno 2021, anno in cui tutti quanti guardiamo con fiducia, con l'arrivo del vaccino, anche una fortissima ripresa economica del nostro Paese. E Ministro, lei appunto da Ministro e da rappresentante politico istituzionale bellunese conosce bene il tema del turismo montano e quindi le problematiche connesse alla stagione invernale.
ha citato prima le categorie più fragili e che verranno aiutate da questo decreto. Che Natale sarà? Glielo chiedo molto direttamente, si aprono o non si aprono questi impianti di risalita? Qual è il suo auspicio? Dobbiamo stare molto attenti. Le problematiche legate al coronavirus non sono finite, contiamo ancora nel nostro paese 600 morti al giorno, 800 morti al giorno, sono veramente numeri altissimi ai quali non ci dobbiamo abituare. Fortunatamente vi è un calo in questo momento, abbiamo quel fattore RT e quei 21 indicatori che ci dicono che abbiamo un miglioramento in questo momento che ci porterà a passare alcune regioni da rosse ad arancioni, alcune altre da arancione a gialle, però non possiamo abbassare la guardia, piuttosto come governo stiamo pensando per il prossimo scostamento che arriverà in gennaio a delle risorse importanti per quello che riguarda il turismo invernale. Capiremo nei prossimi giorni come affrontare la questione del turismo invernale, se operare alcune restrizioni, se comprendere al meglio quando gli impianti potranno essere riaperti, ma chiaramente il nostro compito in questo momento è salvaguardare quegli sforzi immensi che abbiamo messo in opera per raggiungere un contenimento della seconda ondata di epidemia nel nostro paese, e non è detto che se ne possa avere anche una terza, quindi non dobbiamo farci cogliere impreparati in questo momento. E immagino che voi rimaniate in attesa anche di capire cosa faranno gli altri paesi europei. Questa era anche la richiesta del Premier Conte, quindi un'azione condivisa sul turismo montano invernale. Ma è chiaro, non si può pensare che le Alpi sono alti ovunque e l'epidemia che c'è in Italia è quella che c'è in Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, ma è quella che c'è in Austria in questo momento, e quindi dobbiamo ragionare su un insieme di regole comuni anche per non avere un dumping economico da una parte all'altra. È chiaro che vi sono paesi come l'Austria che fanno dei passi in avanti, ma l'epidemia nel loro paese è al pari del nostro. Vi è invece una forma di raccordo in questo momento con la Francia di Macron, con la Germania di Angela Merkel e con il nostro primo ministro Giuseppe Conte, che sta facendo le opportune verifiche per comprendere quali passaggi portare avanti insieme. È chiaro che anche il turismo invernale viene pesantemente colpito con tutte quante le restrizioni del caso. Ci auguriamo che il mese di gennaio possa essere migliore e quindi poter guardare ad una riapertura delle piste da sci, ma dobbiamo stare veramente attenti in questo momento. Ecco, e per il momento quindi con questo decreto tentate di dare una risposta concreta agli operatori anche della montagna, questo è il fatto. Ci sono poi due fatti politici che vorrei vedere brevemente con lei, Ministro. Il primo riguarda proprio lo scostamento che c'è stato e che ha visto un'ampia convergenza politica. Stavolta le forze, maggioranza e opposizione hanno ascoltato il Presidente Mattarella. Sembra che sia stato ascoltato questa volta, è così? C'è stato un qualcosa in più in questo scostamento, non possiamo nasconderlo, anzi è opportuno anche evidenziare la volontà soprattutto di alcune forze politiche dell'opposizione, mi viene in mente Forza Italia, la volontà di poter cercare in qualche maniera di dare riscontro ad un lavoro che occorre svolgere insieme. Questa sfida sulla pandemia colpisce tutti, di maggioranza e di opposizione. Ben vengano in qualche maniera anche la possibilità di affrontare insieme un percorso. Noi abbiamo sempre avuto la porta aperta in questi mesi nei confronti delle opposizioni. Mi sono fatto più volte garante di un dialogo continuo. In questo momento comunque noi abbiamo come maggioranza i numeri, sia la Camera che il Senato. Avremmo avuto 327 alla Camera su 316 richieste per la maggioranza assoluta e 165 al Senato su 161, però alla gente non interessa questi numeri, alle persone interessa che in qualche maniera si affrontano i problemi reali delle persone, e credo che in qualche maniera aver destinato 8 miliardi di euro all'economia del nostro paese ancora una volta sia il messaggio più chiaro che occorre lavorare e lavorare sodo, anche perché dobbiamo spingere in maniera molto veloce verso il recovery plan, e lì non ci possono essere discussioni, non ci possono essere richieste, rimpasti. La gente non ti chiede di fare gli impasti, di fare cose,
Le persone ti chiedono di poter correre e mettere a terra le risorse del recovery plan, perché lì abbiamo 209 miliardi di euro che vanno spesi immediatamente per creare tutte quelle possibili iniziative che permettono di avere lavoro, futuro e di poter puntare su quei 2-3 settori importantissimi che sono scuola, la seconda avere una medicina territoriale, una sanità molto molto forte e poi chiaramente ambiente e innovazione tecnologica per creare posti di lavoro e creare anche un ambiente attorno a noi sano dove poter vivere. Ministro, ha anche anticipato la mia domanda, quella sul rimpasto. Oggi lo stesso Premier Conte lo esclude in un'intervista al Corriere della Sera, quindi possiamo dire che non ci sarà nessun rimpasto da qui alle prossime settimane? Ma io lo domando a voi, in questo momento qua il problema è fare un rimpasto di governo o è pensare a come superare la pandemia e come poter mettere in atto il recovery plan, mettere in atto tutte queste risorse che il nostro Paese sta per poter avere? È questo il dialogo che dobbiamo farci in maniera franca. Non c'è tempo di pensare a rimpasti, dobbiamo essere concentrati sul futuro del nostro Paese, almeno questo noi come Movimento 5 Stelle chiediamo all'intera maggioranza, di poter correre. Correre vuol dire mettere a terra i soldi, avere progetti che i nostri ministri stanno predisponendo in queste settimane, che hanno già predisposto, sono all'attenzione ormai vicina anche all'interno dei prossimi Consigli dei Ministri, però in definitiva occorre correre, perché dobbiamo trasformare il nostro Paese, cambiarlo profondamente e dare dimostrazione a livello internazionale che l'Italia è tornata ed è cambiata rispetto al passato e che può farcela, deve farcela. Ministro, grazie e buon lavoro. Grazie per l'aggiornamento. Buona giornata. Arrivederci, buon lavoro. Allora, chiedo alla regia se per caso abbiamo Raffaele Fitto. No, non c'è ancora. Allora facciamo così, fra poco avremo Raffaele Fitto, copresidente del gruppo ECR in Europa, per ricordare Remo Sernagiotto, che è scomparso ieri al Cafoncello dopo una settimana di coma a causa di un malore, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, siamo in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera per tutti gli aggiornamenti sul fronte coronavirus con il governatore del Veneto Luca Zaia, ma c'è un fatto di cronaca e anche politico, la morte di Remo Sernagiotto, un volto che tutti voi conoscete, per anni assessore regionale ai servizi sociali, uomo di punta di Forza Italia, del PDL, poi di Fratelli d'Italia negli ultimi anni, un uomo che ha ricoperto sempre con molta vivacità, un vulcano di idee, molti ruoli amministrativi e istituzionali. In tanti lo piangono in queste ore, sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di Giorgia Meloni, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in questi minuti anche da parte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. In tanti si stanno stringendo attorno alla famiglia. Sernagiotto aveva soltanto 65 anni, un infarto lo ha colto una settimana fa, una settimana di lotta in terapia intensiva cardiologica al Cafoncello. Ieri la notizia del decesso. Siamo collegati con Raffaele Fitto che è copresidente del gruppo dei conservatori e riformisti, nel gruppo ECR, che aveva visto tra le sue fila proprio Sernagiotto. Buongiorno Fitto. Buongiorno a voi. Chi era Remo Sernagiotto? No, per me era prima che un collega con il quale ho condiviso un percorso politico negli ultimi anni molto positivo, e era innanzitutto un grande amico. Io ho avuto modo di iniziare con lui un rapporto di amicizia personale nel 2014, quando fummo eletti insieme al Parlamento
europeo. E poi c'è stata una conoscenza sempre maggiore fino ad arrivare ad un rapporto di amicizia vera, sincera. Io sono sinceramente sconvolto per questa notizia, ho vissuto queste ore con grande apprensione, appesi ad un filo di speranza che sembrava impossibile, purtroppo, così come poi è accaduto, e soprattutto anche per il modo con il quale Remo San Giotto ci lascia. 65 anni, lo ricordava lei, un uomo pieno di vita, un uomo che sorrideva alla vita, era un inno alla vita, era sempre proiettato sul futuro, era un vulcano, sempre pieno di iniziative. E proprio poche ore prima che accadesse questo gravissimo episodio, questo bruttissimo episodio, io ho avuto modo di parlare con lui, come ho fatto sempre nei giorni precedenti, perché anche dopo le elezioni europee dello scorso anno il mio rapporto con lui è rimasto sempre un rapporto fraterno e di conoscenza, di rapporto e di collegamento costante, quindi sono veramente molto colpito da questa notizia e mi stringo anch'io intorno alla moglie e ai figli, con i quali ho un rapporto anche con loro di amicizia e di fraterna condivisione. Diciamo, Fitto, che lei e Sernagiotto avete giocato una partita politica molto importante all'Europarlamento, se ne parla poco ma è giusto evidenziarla. Di fatto voi avete traghettato Fratelli d'Italia, anche Giorgia Meloni in Europa. Diciamo che la vostra impresa, che è durata qualche anno, poi alla fine è riuscita, c'è stata un'operazione sotto di una certa importanza. Assolutamente sì, io nel 2015 ho aderito al gruppo dei parlamentari dei conservatori e riformisti, sono stato il primo parlamentare italiano a farlo, e confrontandomi sempre con Remo, che subito dopo ha compiuto la stessa scelta. Siamo stati i primi 2 parlamentari italiani ad aderire a quel gruppo, abbiamo vissuto l'esperienza dei conservatori in modo molto positiva e abbiamo sempre guardato alle modalità per allargare quel pensiero politico per la presenza anche nel nostro Paese. Quando dopo le elezioni politiche del 2018 abbiamo condiviso il progetto politico di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, è nato poi conseguentemente appunto la visione di Fratelli d'Italia prima al gruppo dei conservatori, poi al partito. E proprio nei giorni scorsi, il mese scorso, eravamo felicissimi proprio con Remo perché condividevamo un risultato eccezionale. E pochi anni prima eravamo stati i primi ad entrare e pochi anni dopo Giorgia Meloni ne è diventato il presidente del partito a livello europeo dei conservatori, e anche io stesso oggi ho l'onore di ricoprire il ruolo di presidente del gruppo, di copresidente insieme al collega polacco Legutko, e questi risultati sono risultati non personali, sono risultati di gruppo, e peraltro, e questa è una caratteristica di Remo che mi piace ricordare, lui viveva questi risultati come se fosse stato lui stesso a raggiungerli in prima persona, perché ha sempre avuto questa visione di gioco di squadra e poi aveva questo rapporto fraterno con me che sinceramente porterò nel cuore per tutta la vita, perché certamente è stata una conoscenza e un rapporto splendido ed è una gran brava ma gran bella persona che sicuramente ha lasciato e lascerà un ricordo indelebile in tutti coloro i quali lo hanno conosciuto. Diciamo poi, parlando anche di contenuti, oltre all'operazione politica che ha portato Meloni e i Fratelli d'Italia in Europa, Sernagiotto si è battuto per l'Erasmus, per uno sbocco a nord in Veneto, per le infrastrutture, quindi poi all'attività politica strettamente intesa c'è stata anche un'attività istituzionale e amministrativa di una certa intensità. Ma chi ha avuto modo di conoscere Remo lo sa bene, è sempre stata una persona concreta, gli derivava anche dalla sua esperienza di vita precedente, quella di imprenditore, quindi guardava alle cose concrete, possibili, e guardava allo sviluppo, alla crescita del proprio territorio. Su quello è sempre stato in grado di dimostrare competenza nell'azione che svolgeva, ma anche concretezza. Oggi il Presidente del Parlamento Sassoli lo ricorda proprio richiamando una delle sue battaglie in questo senso, e quindi certamente Remo ha lasciato anche nei 5 anni di Parlamento europeo un segnale concreto di come in un contesto nel quale magari spesso si discute molto e non si ha la capacità di concretizzare molto,
Invece Remo era uno che sia nelle commissioni che in aula, negli interventi, in iniziative, ha sempre testimoniato grande concretezza nell'azione politica, guardando sempre al suo Veneto, che era la terra che lui amava e che lui ricordava in tutte le circostanze, in tutte le occasioni. Quindi devo dire una grave perdita a tutto tondo. Lo è innanzitutto per la famiglia, lo è per noi amici più vicini, ma lo è anche per il contesto politico, istituzionale del Veneto e non solo, perché con Remo Sennagiotto perdiamo una persona valida, seria, preparata, onesta e per bene, ci tengo a sottolinearlo. Fitto, grazie per questa sua testimonianza, grazie e buon lavoro. E avete visto anche il post di Giorgia Meloni di ieri sera, ciao Remo, dice la leader di Fratelli d'Italia. Siamo sempre in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera e con il governatore Zaia, ma prima lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio. Con noi c'è il presidente di Confcommercio Venezia, Massimo Zanon. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e a tutti i vostri telespettatori. Presidente, abbiamo iniziato questa diretta con le parole del Ministro D'Incà. C'è questo decreto ristori quater, lo abbiamo in qualche modo illustrato entrando nel dettaglio. La soddisfa questo decreto? Noi dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà in cui questo governo si è trovato suo malgrado e le giornate che sono passate dall'inizio della pandemia fino ad oggi sono sempre state difficili e alla fine stanno mettendoci delle pezze, ma è difficile dire che si è soddisfatti. Si capisce la buona volontà, si capisce lo sforzo economico, non si capisce però perché non si è voluto dare da subito l'attenzione necessaria, perché le imprese non lavorano sui ristori o su qualche rimborso, le imprese lavorano su quello che producono. Nel momento in cui non produci, tutto quello che viene perso, che non è l'utile ma è solo quello per la vita reale dell'impresa, non è sicuramente con i ristori che viene sostituito. Quindi c'è la buona volontà, ma c'è poca chiarezza o poca attenzione nel voler capire che questo Paese ogni volta che perderà un'impresa per colpa del Covid non pagherà più nulla. Quindi quel poco che è stato fatto a fondo perso, mentre tutte le imprese dovevamo salvarle dando larghissimo respiro per tutti i costi che si sono dovuti sopportare senza avere nessuna possibilità di liquidità nelle imprese, e nello stesso tempo sapendo che una parte deve essere anche diffusa, perché sono scelte che non prendono tutti alla stessa maniera, sono scelte che prevedono in territori vicini anche possibilità di fare qualcosa o niente. Quindi è una situazione che ringraziamo, ma nello stesso tempo siamo assolutamente consapevoli che si dovrebbe, se continuerà ancora questa situazione, che speriamo di no, mettere mano a un concetto ben diverso. Ogni impresa ha le sue perdite, non ci deve essere una media tutti uguali, perché non ha nessun senso. Perché un'impresa, diciamocelo, Zanon, fa storia a sé per certi versi. Poi tra l'altro c'è anche una specificità veneziana in tutto questo. È indubbio che le attività commerciali di Venezia, del veneziano, siano state forse tra le più colpite in Veneto, perché arrivavano già da un momento difficile, quello dell'Acqua Granda e dei problemi che comunque erano seguiti a questo evento. O sbaglio? Non c'è dubbio, chi è all'interno delle aree veneziane, comprese le isole, quelle un po' meno famose, ma che fanno parte della stessa occasione sfortunata di essere colpiti dall'acqua alta, indubbiamente quello che è stato fatto in quel contesto un po' da tutti era importante, ma non era sufficiente a pensare che poi uno da quel giorno magari ancora non ha riaperto neanche un giorno. Quindi una situazione di grande sofferenza che si somma a quella susseguente, nello stesso tempo le difficoltà di poter ragionare in termini di sostentamento, facendo poi passare all'opinione pubblica che per le imprese è stato fatto molto. In realtà sappiamo che per le imprese è stato fatto forse di più di quella che era la singola
occasione di scelta, ma non si è capito che era opportuno invece aprire le maglie perché le imprese avessero tutto un futuro, cosa che diciamo sempre noi come Confcommercio, per qualcuna non è sufficiente quello che è già stato fatto, per cui non riaprirà, e per molte altre più giorni passano più è difficile immaginare la capacità di mantenimento delle aziende aperte. Per aziende non intendiamo il commercio, ma tutte le partite IVA, dai professionisti al mondo dell'artigianato piuttosto che dell'agricoltura, per arrivare fino all'industria. Per i settori colpiti l'agroalimentare si è salvato, ma molti altri limitrofi sono in grossa difficoltà. La grande distribuzione del settore del turismo è assolutamente ferma. E anche per questo, Zanon, lei nei giorni scorsi ha lanciato un appello a comprare locale in vista del Natale. Diciamo che sono appelli che si rincorrono ogni anno, ma quest'anno forse questo messaggio ha una valenza vitale per tante imprese. Questo messaggio che noi lanciamo, lo ripetiamo, qualche volta può sembrare una battaglia tra forti e deboli. In realtà è il singolo cittadino che decide dove spendere i propri soldi. È il singolo cittadino, quando vive in una città, e abbiamo visto in questi giorni che sono uscite le classifiche, le nostre non sono sicuramente le peggiori d'Italia, è orgoglioso di trovare quei servizi, quell'accoglienza, quella capacità di star bene. Quindi l'appello è questo, Zanon, è un appello forte e chiaro. Io la devo ringraziare, è arrivato Zaia, grazie davvero a Massimo Zanon, Presidente della Confcommercio di Venezia. Grazie Presidente. E linea quindi a Marghera con Zaia. A ciel sereno, cioè mai avrei pensato che a 65 anni Remo potesse perdere la vita. Di lui ricordo la voglia di fare, il sorriso, la positività, il condensato di energia. Insomma, chi l'ha conosciuto capisce che queste parole hanno un senso quando si descrive appunto Remo Sernaggiotto. Vanno le mie condoglianze e la mia vicinanza dell'amministrazione alla signora Maurizia, la moglie, e ai figli Giulia e Gregorio, e ovviamente a tutti coloro insomma, che gli sono stati vicini in questi anni. Grazie. E passerei adesso come di consuetudine al bollettino quotidiano. Totale dei tamponi 2.791.439. In totale questi tamponi, se vengono sommati ai 960.785, in totale abbiamo raggiunto la quota di 3.752.224 tamponi, tra tamponi molecolari e tamponi rapidi. Una piccola chiosa sui tamponi rapidi. Voi ricordate che quando si esordì con i tamponi rapidi ci fu un sacco di dibattito, no? Funzionano, o meglio funzionano poco, di meno. Ecco, poi partiamo da un presupposto che ci sono delle certificazioni FDA che dicono che comunque hanno un'alta un'alta attendibilità. Però vorrei ricordare una cosa, che anche se fosse stata marginale questa validità, questi tamponi rapidi ci hanno permesso quotidianamente di intercettare almeno 2.000 contagiati al giorno. Alternative non ne avremmo avute. Quando voi vedete il bollettino 3.000 contagiati, considerate che noi facciamo mediamente dai 15 ai 18.000 tamponi molecolari al giorno e 40.000 di rapidi. Quindi quei 40.000 rapidi, almeno 2.000 nuovi contagi al giorno ci hanno permesso di trovarli. Numero dei positivi 145.592 più 2.003. Ecco, questi numeri, i positivi che crescono in maniera così importante, lo si ha dal fatto ovviamente che il tampone rapido ha lavorato. Non sto facendo una difesa del tampone rapido, ma dico che per la logica dei grandi numeri siamo passati dalle giornate di marzo dove facevamo 2.000 tamponi al giorno
a quelle di oggi, dove arriviamo anche a 60.000 tamponi in una giornata. Ricoverati in area non critica 2.608, sono più 26 persone. Ricoverati in terapia intensiva 339, più 8. Totale delle persone che hanno perso la vita 3.711, più 34. Dimessi 7.163, più 66. Le considerazioni da farsi quali sono? Sono la prima, che i grafici che abbiamo visto stamattina in riunione, che ha riportato l'ingegner Fattori, che si occupa appunto di tutti gli aspetti dei calcoli e dell'occupazione dei posti letto, ci dicono che rispettivamente alla situazione ospedaliera noi abbiamo raggiunto, diciamo, una fase assolutamente della curva che consideriamo, diciamo, apicale. Siamo arrivati in quello che qualcuno aveva definito pianoro l'altro giorno, no? Nella fase nella quale non si continua a crescere con i ricoveri, con i posti occupati, non si cala, e quindi siamo in una fase adesso di stabilità. Ovvio è che questo non può dare indicazione e fare tendenza, visto e considerato che voi sapete che il Covid è una realtà assolutamente che riesce a prendersi spesso contropiede. E mi spiego. Noi abbiamo rapporti con la Corea, che qui tutti definiscono come si può dire, il posto dove l'avanguardia della lotta al Covid sia perfettamente riuscito, che proprio stamattina ci dicono: guardate, per le prossime videoconferenze dobbiamo procrastinare perché abbiamo avuto una recrudescenza del virus e quindi adesso abbiamo i contagiati e abbiamo ancora, diciamo, siamo in questa fase dove dobbiamo occuparci nuovamente del virus. Così vale per il Giappone. Quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che è fondamentale che ci sia ovviamente la collaborazione da parte di tutti. Stamattina ho ricevuto una lettera di una signora da fuori regione con una grave patologia oncologica al pancreas e mi dice: mi hanno procrastinato di 2 mesi l'intervento. Non vi dico il resto della lettera. Ecco, ai cittadini vorrei far capire che quando ci preoccupiamo degli assembramenti non ci preoccupiamo solo perché comunque possono essere oggetto di contagio e quindi di invio in ospedale e quindi di occupazione di letti, ma ci occupiamo anche per il fatto che se da un lato la cura, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi del Covid ha esito positivo, è altrettanto vero che un letto occupato da un paziente Covid mette in discussione un servizio ad altri pazienti. Questo è quello che mi sento di dire. Però se guardate con esattezza i dati, voi sommate i 2.608 pazienti ricoverati ai 339 in terapia intensiva, sono quasi 3.000 persone ricoverate. Se andate a vedere i dati di marzo, la punta più alta di marzo era 2.004. Se andiamo a vedere l'incidenza dei positivi sui tamponi fatti a marzo ad oggi, vediamo che in questo momento, a farla proprio grande, abbiamo 1/3 dei positivi che avevamo a marzo sui tamponi. Cioè, oggi abbiamo meno incidenza dei positivi rispetto a marzo, una mortalità più bassa rispetto a marzo, siamo sull'1%, diciamo più 1% rispetto al novembre dell'anno del 2019, a marzo eravamo più 30 di mortalità rispetto al marzo del 2019. Allora abbiamo meno positivi sui tamponi che facciamo, abbiamo una mortalità che di gran lunga è inferiore, però abbiamo gli ospedali con esattamente 600 persone in più ricoverate. Voi capite che il tema
del distanziamento sociale diventa strategico, necessario da sostenere. Noi avremo una riunione oggi alle 17, una domani mattina, sempre con il governo, si parlerà di DPCM. Cercheremo di capire quali saranno le proposte del governo, perché ad oggi sembra che gli unici che siano informati siano alcuni quotidiani nazionali, perché vedo pubblicare tabelle, proposte, scuole, non scuole, piste, non piste. Noi cercheremo di andare lì con uno spirito collaborativo come tutti gli altri colleghi presidenti, cercando di capire che questo DPCM, ve lo ripeto, è elemento centrale di questa battaglia, perché è un DPCM che si inserisce in piena fase invernale, perché è un DPCM che comunque dovrà affrontare Covid, influenza, e quindi il virus influenzale a gennaio, e ovviamente la più grande campagna vaccinale che mai si sia fatta. Quindi con tutta questa pressione noi abbiamo comunque inalterato il nostro organico regionale, anche perché non è che abbiamo pullman di professionisti pronti ad assumere, anche qui usciamo da questa leggenda metropolitana che la regione non vuole assumere, e anzi guardate, ne parlavamo proprio stamattina, porteremo anche un quadro di qual era la dotazione organica pre-Covid e vediamo qual è la dotazione organica con tutti i concorsi e investimenti fatti durante il Covid. Quindi andremo a ragionare di questi termini. Ovvio è che la domanda ricorrente che ci fanno tutti: ma lei cosa pensa delle piste da sci? Continuo a dire che vorrei capire innanzitutto quali dovranno essere, scusatemi, i principi fondanti di questo nuovo DPCM. Il principio fondante è che l'assembramento è un problema? Allora tu non puoi chiudere i teatri, il cinema e le piste da sci, perché non mi risulta che l'assembramento ci sia solo in questi contesti, anzi forse più governabili degli assembramenti, diciamo, volontari e liberi che si creano naturalmente. E quindi io auspico che il governo fissi intanto, dal punto di vista proprio di politica sanitaria, no? Di piano di sanità pubblica, dei pilastri, no? L'assembramento, gli spostamenti eccetera, e dopo a cascata ci saranno ovviamente delle misure, ma a partire dal fatto di dire tu sì, tu no, non mi sembra un metodo di lavoro. Lo dico in maniera costruttiva, perché è difficile spiegare il teatro chiuso e lo struscio aperto, è difficile spiegare la pista da sci chiusa e l'happy hour con la piazza piena, perché qualcuno ti viene a chiedere: scusa, ma che colpa ha l'impianto di risalita? Guardate, io penso che prima di tutto venga la salute. Non si dica mai in giro che questa amministrazione fa i conti con la calcolatrice. Cioè, prima di tutto per noi viene la salute. Ovvio è che però ci vogliono dei principi per affrontare eventuali restrizioni. Allora, noi abbiamo fatto l'impossibile per fare in modo di far coniugare aspetti, diciamo, di sanità pubblica e quindi la tutela della salute con l'economia. Forse non tutti non hanno colto che l'essere stati per 3 settimane in zona gialla ha significato comunque la possibilità di non avere i confini comunali chiusi, di non avere bar e ristoranti chiusi tutto il giorno, e altre restrizioni come quello di dover circolare con l'autocertificazione per uscire dal proprio confine comunale. Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti rischiamo di avere l'R con T che inizia ad alzarsi, e l'R con T che si alza vuol dire che l'incidenza dei contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso di zona. E quindi poi magari apprezzeremo di più la zona gialla, che magari da qualcuno è stata vissuta come una grande restrizione. Ve lo devo dire perché comunque questa settimana non è che noi ci possiamo esimere dall'essere valutati, e l'R con T, cioè il grado di incidenza dei positivi sui tamponi fatti, ovviamente ci dà il verdetto assieme agli altri 21 parametri, ma l'R con T è quello che pesa di più sui 21 parametri. Vi dico che abbiamo fatto il sondaggio, scusatemi, lo screening ad Auronzo
sulla popolazione dai 41 ai 65 anni, praticamente il 33% della popolazione. Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, l'abbiamo fatta in località Tagliarezze e il risultato è stato un risultato che peraltro è in linea con quello che accade comunemente in questi screening di massa, che l'incidenza dei positivi sulla popolazione, scusate, è dell'1%, intorno all'1%, se non sotto l'1%. Sì, su quella fascia d'età il 41-65, che rappresentano il 33% della popolazione. Chiudo facendo gli auguri a una signora, e penso che tutti voi vi affianchiate a me per fare questi auguri, la signora Marcella Boldrini, che ieri ha compiuto gli anni, abita a Este, 5 figli, il più anziano ne ha 84 e lei ha compiuto 109 anni di Este, quindi facciamo gli auguri alla signora Marcella Boldrini di Este, nata il 29/11/1911. Ha visto la spagnola, ha visto 2 guerre mondiali e ha visto anche la pandemia. Quindi 2 pandemie e 2 guerre mondiali. Prego. Filippo. Oltre a 2 crisi mondiali, perché ha fatto il 29 e il 2008. Beh, non avrà visto solo tragedie. No, si spera di no, però insomma penso che abbia patito anche la fame, vista la data di nascita. Prego. Ecco, 2 aspetti che lei ha sfiorato, ma che mi sembrano tutt'altro che banali. Prima ha accennato all'incidenza della mortalità, cioè ha detto, se vuole un po' ricapitolare, ha detto oggi abbiamo una mortalità intorno all'1%, più 1% rispetto a novembre 2019, a marzo avevamo più 32% rispetto a marzo 2019. Ma vi porteremo uno studio sulla mortalità che chiarisce anche, ad esempio, quando si dice ma comunque la contabilità, perdonatemi l'espressione, dei morti in un anno dimostra che non abbiamo avuto più morti. Non è vero, perché noi abbiamo avuto 3 mesi che hanno falcidiato la popolazione nella prima ondata. Del resto abbiamo 3.600 persone che hanno perso la vita. Quindi 3.711, scusate. Ecco appunto perché, perdoni se la trattengo su questo aspetto, ma è una questione che sta rimbalzando da mesi, perché al di là delle sciocchezze dei negazionisti, però c'è una corrente di opinione pubblica che credo anche legittimamente si interroga su quali sono effettivamente i dati di mortalità, perché nella fase dell'emergenza, noi stesso l'abbiamo detto qui, noi calcolavamo morti con il Covid, morti di Covid, un po' sullo stesso calderone, la scelta nazionale era questa. È ancora così la classificazione. È ancora così, ma non è che la gente non morisse più di altre patologie. Ecco. Quindi lei ci ha accennato, può dirci qualcosa di più su questo? No, perché l'incidenza della mortalità. No, perché stiamo chiudendo lo studio, anche perché dovete considerare che a marzo noi ci siamo fatti quasi 3 mesi più o meno di lockdown, quindi abbiamo comunque nella contabilità dei morti, e va calcolata, la non incidenza dei morti da incidente stradale o morti sul lavoro, perché anche quella comunque pesa, basti guardare le vostre testate giornalistiche quotidianamente annunciate di incidenti stradali. Ecco, voi capite che per 3 mesi quei morti non ci sono stati. Quindi il dato deve essere dato corretto, raffrontato, e vedremo alla fine bene i numeri. Però voglio anche dire un'altra cosa sulla mortalità, cioè è assolutamente scandaloso sentire qualcuno che si esprime dicendo che comunque sarebbero morti comunque. Non sarebbe morto nessuno comunque, tutti moriamo comunque, però il Covid
è stato, nella stragrande maggioranza dei casi, anche in presenza di comorbidità di altre patologie, l'elemento determinante per la perdita della vita di queste persone, che avrebbero inevitabilmente vissuto molto di più. Pensate a qualche diabetico che ha perso la vita semplicemente perché il suo diabete è stata la comorbidità che assieme al Covid ha creato la congiuntura astrale negativa, o il fronte degli obesi, o il cardiopatico, o a chi aveva già un'insufficienza respiratoria. Allora io penso che ci voglia anche rispetto quando si parla della mortalità da Covid. Lo dico a tutti perché a volte si vedono espressioni, non lo sto dicendo a voi, a volte si vedono e si sentono delle espressioni che sono assolutamente pesanti. E poi l'altro aspetto è quello degli anziani. Gli anziani hanno diritto di vivere come tutti gli altri cittadini, non sono dei rifiuti della società. E se noi oggi siamo così, non mi stancherò di dirlo, perché c'è qualcuno che comunque ha patito di più di noi per fare grande questo Veneto. Ecco, un'altra questione riguarda il famigerato R-T. Sempre spulciando questi parametri da quello che si può capire, da quello che si può intuire. Secondo me come dire, il Veneto ha fatto una prodezza da equilibrista nel tenersi alla larga finora dalla zona arancione, o meglio, ha capitalizzato le sue qualità, le qualità del sistema ospedaliero, le qualità del contact tracing. Sì, però c'è un punto sul quale volevo arrivare. La dotazione di terapie intensive. Credo, ho come l'impressione che siamo a un capello dall'arancione. Siamo a un capello dall'arancione, secondo me, da quello che posso capire, perché proprio la massa dei tamponi, scovando questo numero di contagi, è evidente che con questo numero di tamponi la massa dei contagiati cresce. Ho come l'impressione che sia... non so. No, guarda, innanzitutto va detto che viene valutata l'incidenza dei contagi sui tamponi, quindi che tu ne faccia 1000 o 100.000 è sempre la percentuale dei positivi sui tamponi. Il vero tema è un altro, che noi abbiamo fatto qualcosa di unico con quell'ordinanza, no? Cioè, perché ancora oggi non ci si rende conto che noi abbiamo scelto di chiudere i negozi, tutti i negozi la domenica. Abbiamo chiuso il sabato e la domenica tutte le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali erano già chiusi dal DPCM. Abbiamo fatto un'ordinanza che all'inizio è stata seguita, che dissuadeva, diciamolo così, i passeggi, le passeggiate nei centri storici. Vi ricordate all'inizio, no? Al mare, in montagna, perché eravamo reduci da una spiaggia piena di Jesolo, mi ricordo le foto. È stata osservata nella prima fase questa ordinanza e poi è un po', come si dice, l'attenzione è andata calando. L'R-T, che pesa tantissimo per la valutazione tra i 21 parametri, è legato strettamente alla incidenza dei positivi, cioè al fatto di paragonare l'incremento dei positivi che noi intercettiamo, e perché non ci sia incremento bisogna che ci sia il distanziamento sociale. E io lo vado predicando, dopodiché capite che siamo in un mondo libero, oltre un certo limite è giusto che noi ci fermiamo. Comunque guardate, il provvedimento di fatto la sua efficacia la termina il 3. Ormai sul tema delle chiusure domenicali non avrà più efficacia perché domenica è dopo il 3 e vedremo cosa ne uscirà dal DPCM, noi ci adegueremo al DPCM. Come siamo collocati con l'RT adesso? 1,20. Siamo sull'1,20. Sì, che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso 2 settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale. Perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che il conti si alza, non c'entra niente con gli ospedali, è la diffusione del virus. Grazie. Peraltro il valutatore, oltre a prendere questo dato, ne prende un altro importante, che è la distinzione tra asintomatici e sintomatici
e tra i sintomatici anche la qualità del sintomo, lievi, critici, e quindi tutto questo poi va a formare con l'algoritmo la scelta, condivisa o meno, ma funziona così. Allora, se ho ben visto le mani, a me risultano Pederiva, Marchiori, Giacomuzzo, Bonet e... perfetto. Grazie. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Accorpo le due domande. Allora, la prima, rispetto al pilastro degli assembramenti da lei auspicato nel prossimo DPCM, ci spiega in concreto quale sarebbe la sua idea? Cioè, fosse lei in Consiglio dei Ministri, che cosa proporrebbe? E nel ruolo in cui è, quello di governatore, che cosa si attende? Questa è la prima. La seconda, tornando al diverso impatto clinico tra la prima e la seconda ondata, in questo senso le riferisco anche una mail che mi è arrivata da un lettore, come vi spiegate appunto questa differente crescita dell'ospedalizzazione proprio in termini clinici? Abbiamo meno contagiati appunto, ma abbiamo più persone in ospedale. Perché? Il virus si sta comportando diversamente quindi sull'impatto clinico? Grazie. No, perché comunque noi abbiamo un'area non critica con 2.600 persone. Il totale fa 3.000, diciamo, per arrotondare con le terapie intensive. A marzo ne avevamo 2.400 in totale. Qual è il vero tema? Il vero tema è che l'area non critica cresce molto di più. Perché rispetto a marzo? Pur avendo meno positivi. Perché il virus circola molto di più. A marzo avevamo più positivi ma restavamo in casa. Adesso siamo tutti liberi ed è bene così, perché noi potremmo in teoria fare una vita quasi normale, ma dovremmo evitare tassativamente l'assembramento. Qual è la mia posizione sull'assembramento? Guarda, io penso una cosa, che se pensiamo di gestire questa partita con DPCM e ordinanze da qui ad aprile, perché tale sarà la durata, finirà che si arriverà con lo sfinimento. Finirà che ci sarà la reazione uguale e contraria, no? Ci sarà quella non della assuefazione, ma sarà quella poi del ribellarsi alle continue restrizioni. Allora, secondo me va rinsaldato un patto forte con i cittadini e questo lo si può fare se si decide di fare una campagna di coinvolgimento per questa sfida. Cioè a marzo, a mezzogiorno tutti erano sui terrazzini a cantare e dire andrà tutto bene, perché a marzo tutti noi avevamo paura di morire. Che facciamo finta di dire? Tutti noi sapevamo poco del virus. Ora il virus rischia di essere, l'ho anche detto in un'intervista ieri, rischia di essere un problema dell'ospedale o del tuo vicino di casa. Quindi se noi abbandoniamo il noi e torniamo all'io, cioè abbandoniamo la comunità e torniamo all'individualità, è inevitabile che il legislatore e chi governa, me compreso, non possiamo pensare che il nostro ruolo sia quello di fare ordinanze, ma è quello di condividere questa sfida. Ho citato l'esempio della lettera della signora che ha necessità di un intervento importante per una patologia oncologica molto importante, che si ritrova lo slittamento del suo intervento, e questo perché gli ospedali si riempiono di pazienti Covid, pressano le terapie intensive, si chiudono piastre operatorie. Capite che questo diventa pesante. Quindi la mia proposta qual è? È quella di ripristinare i collegamenti con i cittadini. Non chiedetevi, io non ho la sfera della verità, non ho la bacchetta magica, però penso ad esempio che anche banalmente delle campagne di coinvolgimento, come le fanno molti paesi, no? Siano un percorso da fare assieme. Campagne di comunicazione? Ma sì, certo, dopo ovviamente devono essere istituzionali, nazionali, ma far capire, perché mi metto anche nei panni di una persona che non ha nessun Covid in famiglia, che magari è anche giovane, e dice ma cosa è sta roba? C'è il mondo, e poi c'è tutto sto filone, sapete, anche il filone negazionista estremo, no? Perché poi l'abbiamo già vissuto, vi ricordate i periodi Novax? Sono stati i momenti nei quali era proibito parlare dei vaccini. Guardate che è strano che oggi si parli di vaccino. 2 anni fa, 3 anni fa, tu non potevi neanche citare la parola vaccino. Ma adesso, siccome forse ti salva la vita, allora si accetta che si parli di vaccino. E anche in quel frangente le istituzioni sono state assenti nella comunicazione. Non possiamo lasciare ad altri
una comunicazione che non sia coerente con quello che sta accadendo, ma lo dico a tutela della comunità. Cioè, io penso che lo stato di polizia, la storia delle multe, queste robe qua non servono a niente. Poi perdonatemi, come si fa ad arrivare fino a aprile pensando di poter andare avanti diciamo in maniera forzosa con le restrizioni? Bisogna far capire, insomma, cioè, quando vai dal medico ti dice guarda, mangia, da piccoli andavamo dal medico, vi ricordate? Mangia la pasta in bianco per un po' di giorni, te la mangiavi e se no ti ammalavi ancora di più, eri comunque convinto di questo. Adesso non è che c'è molto fai da te invece sulle indicazioni. Guardate che le foto che avete pubblicato di ieri la dicono lunga sul fatto che si rischia veramente che ci sia una dicotomia tra la popolazione sana e quella malata. Magari saranno discorsi complicati, però a me sono capito da solo. Marchiori. Presidente, buongiorno. Allora, la prima domanda riguarda lo screening di Auronzo. Sì. Il 33% della popolazione. Sì, non è un po' poco rispetto alla possibilità? No, perché è una popolazione target, Ilaria, cioè dai 41 ai 65 è proprio la popolazione target, cioè vuol dire quella sensibile. Cioè andare a fare il test ai bimbi non è una popolazione target per la pericolosità, no? Invece i 41-65 sì. Okay, cioè però è fatto su base epidemiologica, non è una trovata per far pochi tamponi. Quella che aveva l'indice di positività, sì, che è l'1% comunque. Ok, quindi alla fine il dato è buono? È rappresentativo. Ok. Poi c'è un'altra domanda, è un appello, forse questo la riporterà anche un po' indietro di qualche mese, che arriva da molti futuri mamme e papà, perché dicono che negli ospedali di Padova e Vicenza non è consentito ai papà di poter entrare in sala parto e quindi loro hanno scritto anche... Alle ecografie? No, loro parlano proprio di assistenza in sala parto. Nelle linee guida che abbiamo emanato. Ma da marzo? Sì, ma loro dicono che hanno scritto anche alla direzione sanitaria. Partecipa una persona al parto, previo tampone. Però loro hanno scritto che a Padova e Vicenza, addirittura hanno scritto all'azienda sanitaria, gli è stato detto che per ragioni di sicurezza, fino a che non si risolve un po' la questione. Lo verifichiamo, però lo vorremmo fare con i nomi di chi ha detto questa cosa, anche per poterli sentire. A noi non ci risulta sta roba. Va bene, ok. Poi ve li procuro. Grazie. Sì, grazie. E poi diamo risposta, più che altro per parlarci anche assieme. Può essere accaduto che magari qualcuno di iniziativa sua si sia messo a dire che tu non entri, però noi abbiamo dato, c'è una circolare che dice questo. Sì, infatti me lo ricordavo da... posso darti ti posso dare la lettura? Ecco, è arrivata anche a lui. Però posso darvi una lettura indiretta? Cioè, se fosse così avremmo la rivoluzione, invece siete i primi che ci dicono sta roba, che i genitori restano il genitore resta fuori dalla sala parto. Cristina Giacomuzzi. Buongiorno Presidente. Ciao. Per quanto riguarda il fatto che siamo sul pianoro, quindi abbiamo scollinato, il modello di previsione della Regione, che visione dà di questo pianoro? Quanto potrebbe durare? Guarda, questo non te lo so dire, però il modello di previsione ci dice che se non mettiamo mano al distanziamento sociale, noi il virus ce l'abbiamo e lo veicoliamo allegramente. Cioè noi non abbiamo meno accessi in ospedale, cioè la curva si piega ma comunque resta, va in pianoro nei ricoveri, semplicemente perché il turnover dei letti è elevato, per cui ci sono molte dimissioni ma molte prese in carico. È bene spiegare, non è che siamo arrivati lì, noi abbiamo, pensate alle terapie intensive, sabato se non ricordo male abbiamo caricato 27 in un giorno di pazienti in terapia intensiva. Scusate, sulle terapie intensive da Verona mi chiedono
mi chiedono, parla di terapie intensive e semi-intensive che sono occupate per il 30% dei posti, però Verona è satura. A Verona quindi gli ospedali avevano ieri 40 persone in attesa di un posto letto al pronto soccorso e quindi i reparti Covid a Verona sono intasati. Ma no, Verona a dire la verità sta impiegando bene gli ospedali di comunità. Alle terapie intensive assolutamente, diciamo, quelle che ci sono, ma poi ovviamente si amplia la dotazione, sature, ma il che non vuol dire che manca terapie intensive. Cioè, vuol dire che rispetto a quello che fino ad ora abbiamo aperto siamo in saturazione, però si continua ad aprire, insomma. Sì, che sia chiaro il concetto, Verona non è in grado di prendere in carico un paziente in terapia intensiva. Ovvio è che ad esempio in area non critica abbiamo un sacco di carico. Poi leggo che il sindaco giustamente fa i sensi unici per i pedoni. Come a Capri in piazzetta. Un'ultima cosa, Presidente, visto che i positivi aumentano, l'app Zero Covid Veneto a che punto è? È prontissima, stiamo attendendo la chiusura di un incontro con i medici di base per avere eventuali ulteriori loro osservazioni, e considerate che nel frattempo noi ci abbiamo messo dentro i tamponi, abbiamo messo dentro la biosorveglianza, per cui in itinere. Ecco, leggo da qualche parte che ogni tanto qualcuno dice che noi abbiamo creato l'app alternativa ad Immuni. Io non so in che lingua dirlo, lo potrei dire, non so, in spagnolo, in inglese, sceglietevi una lingua, cioè non ho capito. Cioè non c'entra niente con Immuni questa app, questa non traccia nessuno. È un'app che ci serve per dialogare col paziente che è a casa. Vedo che c'è anche un impegno a livello nazionale di fare trasmissioni sulla nostra protesta con l'app, che non c'entra niente. È come avere l'app per mappe per navigare e uno ti fa un'app per i sentieri. Cioè, cosa c'entra l'app dei sentieri con l'app delle strade? Non lo so, niente. Quindi insomma prossima attivazione nel giro di breve allora? Sì, quando abbiamo l'incontro? Questa settimana? Sì. Abbiamo chiesto poi agli operativi, cioè i medici di medicina generale e ai SISP di poter darci le ultime osservazioni, però l'app è, diciamo, per noi, diciamo, noi la vediamo già girare, ovvio che dobbiamo renderla pubblica. Prego. Marco Bonet, ci vieni qui un attimo, mi fai una cortesia. E allora, buongiorno Presidente, due domande. Per quanto riguarda l'avvicinarsi del Natale, ci sono chiarimenti sugli spostamenti tra regioni e anche per chi torna dall'estero? Perché abbiamo casi per esempio di tanti ragazzi che sono all'estero per lavoro o per studio e non sanno proprio materialmente cosa devono fare, se sottoporsi a tampone, a quarantena, se proprio non devono comprare il biglietto aereo, quindi sia spostamenti tra regioni che dall'estero. Grazie. No, ad oggi no news, cioè nel senso che non abbiamo novità, tutto quello che si legge lo leggiamo anche noi, ma il governo ufficialmente a noi non ha parlato di questo. Spero che ne parli oggi pomeriggio alle 5 e ne parleremo domani mattina. Certo è che il tema del ricongiungimento familiare classico del Natale è forse uno dei temi più importanti, no? Che è quello del ritorno diciamo in famiglia di persone che non lo sono, ed è una caratteristica, insomma, che in un paese come il nostro che ha molti emigrati insomma si sente. Il collega di TV7. Sei tu? No, tu dovresti. 7 gol, scusate. Buongiorno, intanto che chiedo scusa. Però qua c'è l'oro. Proviamo a difendere. Chiedevo, perché c'è stato un presidio poco fa qui fuori, un presidio poco fa. Dopo fuori. Ne parla l'assessore delle case di riposo. Sì. Allora, ecco, vediamo anche un aggiornamento. Perfetto, allora. Grazie. Mica mi ha entregato a quello. Prego. La collega Moscato. Sì, buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Scusi, eccomi. Allora, la domanda era un po' sul plasma. Abbiamo lasciato perché a un certo punto non c'erano sufficienti donatori perché in estate c'era la mancanza di guariti. Ora penso che questo problema non si ponga assolutamente.
Pertanto rimane stupita certe persone, dico ma come, sembrava che ci fosse la cura giusta, il momento giusto, ora che abbiamo tanti positivi presi all'inizio, per cui sarebbero, se opportunamente curati, potrebbe essere questa una soluzione. Allora, noi donatori ne abbiamo, nella banca del plasma ci sono le sacche, e ovviamente l'indicazione terapeutica la decide il medico curante, non è che tutti i pazienti hanno l'applicazione del plasma iperimmune. Dopodiché siamo in un ambito di cura che ovviamente è una sperimentazione e sappiamo che non ha controindicazioni, questo ci è stato chiarito in più occasioni. Ci sono molti pazienti che dicono dalla mia prima infusione ho sentito subito il beneficio, però bisogna valutare anche il quadro clinico, quindi mi fermo qui. Stanno raccogliendo comunque i nostri clinici tutti i dati dei trattamenti, però l'importante è comunque averlo per somministrarlo. E c'è qualche paziente che si lamenta perché non ne ha avuto la somministrazione, perché evidentemente, non perché manchi, perché il clinico giustamente ha ritenuto che non fosse un candidato titolato ad averla, ma non è un privilegio per un fatto di quadro clinico, immagino. Certamente. Ecco, e ritornando un attimino sugli assembramenti, come giustamente diceva lei, non si riesce a capire perché certe cose vengano considerate assembramento, tipo le piste da sci, eccetera, e altri, io mi ricordo che l'ingresso, l'ultima volta che sono stata al cinema ad ottobre, prima che venissero chiusi, è super regolamentato. No, addirittura entri in coppia o con la persona che stai comunemente e poi vieni diviso all'interno, sempre con mascherine e tutto. Cinema, teatri, si sta fermi, non si parla, non si tossisce perché sennò si fa rumore, per cui assolutamente sono posti sicurissimi e non si capisce. Non si capisce lo stesso nei vari sport invernali. E allora a questo punto non è che ci potesse essere una presa di posizione delle regioni proprio in vista di chiarimenti, perché poi si scarica tutto sui cittadini e anche la messa prima o dopo la mezzanotte probabilmente creerà più assembramento se fatta anticipata, perché chiaramente mezzanotte magari è un'ora non favorevole per tante persone, mentre alle 10 può esserlo. Per cui questi spostamenti di orario, poi prima i negozi chiusi, poi dopo aperti fino alle 21, cioè si crea confusione e sembrano quasi delle punizioni per la gente piuttosto che delle regole ben precise. Guarda, io penso una cosa, che la casa si inizia a costruire dalle fondamenta, non dal tetto. Le fondamenta sono i principi fondanti del DPCM, cioè questo DPCM deve fissare dei principi. L'assembramento è un problema? Sì, questo è un pilastro. Non possiamo ragionare al contrario partendo dal tetto dicendo ma piste da sci fanno assembramento, ma i teatri sì, perché capite che poi si creano anche delle sperequazioni sociali. Dopodiché, ripeto, io sono convinto che se pensiamo da qui ad aprile andare avanti a colpi di DPCM e di ordinanze non ne veniamo più fuori, perché a un certo punto dopo la assuefazione i cittadini tirano dritti e basta, è inevitabile che accada questo. Sì, allora appunto spingere anche sui tamponi, per esempio anche un prezzo, allora diciamo che adesso attualmente così stando un po' a quello che si vede in giro, più o meno sui 15 euro un tampone rapido lo trovi in un istituto, insomma in una clinica, ecco. E se questo prezzo fosse un attimino più contenuto e fosse più facile accedere per tutti al tampone rapido per poter andare alla cena con gli amici, per poter fare una cosa previo tampone, Ma guarda, il mondo andrà in quella direzione, il tampone fai da te è la risposta. Dopo c'è sempre il rovescio della medaglia, ma il contact tracing, dobbiamo fare tutta la tracciabilità per sapere chi è positivo, chi non è positivo, perché poi se lo fanno in casa, fermo restando che l'alternativa è che non se lo fanno. Allora, io trovo strano in un paese nel quale noi abbiamo posto una questione, c'è la possibilità di validarlo, non ho visto grande interesse,
come è accaduto per il tampone rapido. Quando noi siamo partiti, poco interesse. Nel frattempo il mondo intero, ricordatevi sempre che io ve le dico ste robe, sta lavorando sui tamponi fai da te. Gli americani l'hanno già validato uno 10 giorni fa, le grosse multinazionali ci dicono che comunque usciranno anche loro con i tamponi fai da te, e noi che avevamo la possibilità di cominciare a fare qualcosa siamo lì fermi. Vabbè, noi prepareremo tutte le carte, ma non è che noi abbiamo ricevuto telefonate di qualcuno che dice oh siamo interessati, è sempre... Sì, è proprio per questo è sempre lenta sta roba, no? È proprio per questo che poi la gente ha per quello... Cosa volete? Ma guardate, è il nostro dovere, ve lo dico con sincerità, pensiamo di averlo fatto, abbiamo posto la questione dei tamponi rapidi in Italia e siamo noi quelli che hanno insistito perché si potesse utilizzare, ci hanno detto di tutto, alla fine oggi il tampone rapido si usa dappertutto, nel mondo dappertutto e anche da noi. Sul fai da te forse abbiamo la colpa di essere partiti troppo presto, perché Rigoli ha iniziato già a maggio a lavorarci. Vedrete, guarda, segnatevi le date, gennaio, massimo primi di febbraio, vedrete cosa ci sarà sul mercato. Andremo a comprarci quelli degli stranieri, vedrete che fine faremo. Grazie. Prego. TV7 stavolta ci ho preso. Però capite che noi ci fermiamo qui, perché in questo paese poi se insisti un po' di più finisce che qualcuno riesce a dimostrare anche che ha interesse, per cui io, cioè, a parte il fatto che io non mi occupo di ste robe, ma anche il dottor Rigoli ha detto fai la sperimentazione, fai un pacchetto di carte, le mandi a Roma e poi è chiusa lì, cioè, se questi non ci credono, basta. Tra l'altro vi annuncio che c'è già un'altra azienda che si è presentata per la stessa roba, per il tampone fai da te. Salve Presidente, la mia domanda era appunto legata a questo, se ci può dare un aggiornamento sui tamponi fai da te e la sperimentazione che mi pare di capire insomma come sta andando avanti. E anche invece per il test che riguarda la saliva che si sta sperimentando a Padova Ma sì, il professor Plebani sta andando avanti una bella sperimentazione, lo fa fra l'altro sul personale dell'università. È un test che funziona, però è un test molecolare, cioè prevede le macchine e il laboratorio, quindi un test serissimo, però prevede un'infrastruttura che il fai da te rapido non prevede, ce lo fa in strada, lo vedete, no? C'è la possibilità che comunque in tempi abbastanza brevi possa finire la sperimentazione? C'è un salivare rapido che abbiamo visto, però oggettivamente il dottor Rigoli ne sta lavorando da mesi, però il problema che mi diceva era la concentrazione della saliva, perché comunque tu vai a beccare l'antigene dentro nella saliva che raccogli, è meno invasivo perché devi semplicemente sputare in un'apposita provetta, che ha anche un nome che non mi ricordo più come si chiami, però questo è il tema. Grazie mille. Prego. Il primo giro è finito, c'è qualcun altro? Tosatto, Marchiori, e poi la parola all'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin e poi chiudiamo. Ecco, due cose. Una che proprio cammin facendo ci è arrivata questa nota della Giunta che riguarda la proposta degli assessori, penso al turismo dell'Arco Alpino, compreso il Veneto, che propone in sostanza di autorizzare l'accesso agli impianti sciistici agli ospiti degli alberghi e a coloro che possiedono o hanno in affitto una seconda casa. Quindi immaginiamo che questa sia a tutti gli effetti una proposta che il Veneto sosterrà. No, guarda, io ti dico anche la verità, io l'ho vista sto documento, ben venga perché c'è interesse, però in una fase di pretrattativa questo documento giustamente sembra quasi una proposta, no? Questa diciamo che è una preoccupazione, hanno messo nero su bianco una preoccupazione, ma non è una proposta, nel senso che non è la proposta delle regioni per gli impianti io vado a portare la proposta che ci dicano cosa vogliono fare con gli assembramenti a 360 gradi, poi capiamo. Ma, mi perdoni, ma se non è una proposta... No, degli assessori. Ma gli assessori sono parte della Giunta, ma... attenzione, capiamoci, gli assessori sono usciti, ma io l'ho vista questa, sono usciti dicendo male che vada, autorizzate diciamo quella parte diciamo di residenziali, no? Cioè alberghi eccetera, e ben venga, però dico non è che vado a parlare col governo e la misura è da qua in giù,
Questo volevo dire. Questa definiamo una clausola di salvaguardia, ecco, così ci siamo capiti. Ma non è la base della trattativa. No, base, ma comunque... No, ma la conosco io il documento, l'ho visto. Lo immagino, non ho dubbi. Non ho ben capito questa distinzione, però... No, ti ho detto, è assolutamente giusto averlo presentato. Tanto è vero che io l'ho condiviso, ma non rappresenta la base dei ragionamenti. È la volontà di dire, guardate che oltre questo livello qua non si può andare, perché ci sono anche gli alberghi, c'è comunque una residenzialità turistica che non può essere spenta del tutto. Diciamo che sarebbe il minimo sindacale. Esatto, diciamo sarebbero i motori al minimo. Gli assessori hanno voluto dire, guardate che esiste una condizione oltre la quale non si può andare, che è quella dei motori al minimo. Va bene. L'altra cosa riguarda la vaccinazione. Sì. Si sente dire, ma no, si sente dire, è stato fonti del governo hanno detto che oggi i produttori del vaccino avranno un incontro con le regioni, no? Si sta muovendo qualcosa, c'è qualche ipotesi, qualche dettaglio? No, speriamo di essere messi nelle condizioni di farlo quanto prima. Vi avviso già che abbiamo comprato i frigoriferi, scusatemi, i congelatori, quelli da -80 li abbiamo già comprati. E siamo pronti, la dottoressa Russo sta facendo bene tutto sto piano, l'assessore sta seguendo, oggi c'è questo incontro, voi sapete la dottoressa Russo fra l'altro è coordinatore anche del gruppo di lavoro e ci rappresenta come regione all'interno del gruppo di lavoro, ha ancora qualche vincolo, come si può dire, di riservatezza rispetto al lavoro che sta facendo, ma io direi che se domani c'è, lei c'è tutti i giorni, magari le invitiamo in conferenza stampa così vi dà un aggiornamento. Grazie. Prego. Io lascerei la parola. No, perché Filippo ha fatto una domanda che dovevo fare io. Basta allora. Posto, grazie. Lasciare la parola al Sole Lanzarini che così vi dà uno spaccato del tema case di riposo. Grazie e buon lavoro. Allora noi abbiamo oggi alle 17, poi domani mattina a che ora? Alle 10? Alle 10 il secondo incontro e penso che la volta di domani si chiuda con un testo e poi vi terremo informati e terremo informati anche i cittadini. Grazie. Sì. Allora andiamo di domande? Andiamo di domande. Allora Assessore, nelle case di riposo c'è una situazione abbastanza al limite, sia per quanto riguarda il personale che è qui fuori che protesta, anche per quello che riguarda gli ospiti e le famiglie degli ospiti. Che tipo di orizzonte ci dà come regione rispetto al tema delle visite, rispetto al tema delle cure, rispetto al tema della presenza del personale? Grazie. Allora, noi abbiamo fatto anche oggi, anche la settimana scorsa, appunto tutta una serie di discorsi, di incontri con i direttori generali, sono stati coinvolti anche i direttori sanitari e quant'altro, soprattutto sul fronte del personale. La settimana scorsa avevamo detto che abbiamo cercato di insistere su quella possibilità che c'è appunto previa la delibera che abbiamo fatto con la bozza di convenzione, dove appunto il personale sanitario, infermieristico nello specifico, può fare prestazioni fuori orario appunto all'interno di queste strutture. Quasi ogni USL ha fatto delle manifestazioni di interesse, mi dicono che ci sono 10, 12, 13 insomma persone per USL che hanno dato la disponibilità, infermieri stiamo parlando. È chiaro che questi danno la disponibilità di 1 a 2 ore, invece ci sarebbe bisogno di un discorso un po' più continuativo. Stiamo cercando anche di vedere con Azienda Zero, tramite appunto Azienda Zero, sia le manifestazioni di interesse che c'erano state sia altre, se c'è personale da inviare. Abbiamo attivato i canali con la cooperazione sociale, quindi con tutta la cooperazione sociale, per cercare di trovare anche tramite cooperazione sociale, quindi facciamo noi un po' da tramite personale se c'è libero di inviare. È stata contattata anche un po' la parte
parte diciamo di volontariato, terzo settore, Croce Rossa, insomma quella più che si riferisce all'assistenza, per capire, so che in alcune strutture sono già entrati, e stiamo ragionando anche su piani legati all'individuazione, eventuali concentrazioni di ospiti in un'unica struttura, anche se non è semplice, perché non è semplice spostare gli anziani, voi insomma capite da un punto di vista anche proprio psicologico, umano, non è semplice spostarli e pensare, non so, li spostiamo da una struttura all'altra, però stiamo facendo anche questi ragionamenti. Ma perché l'idea potrebbe essere quella di individuare alcune strutture dove c'è una percentuale molto alta di positivi, tirare fuori da queste strutture le poche unità di negativi e inserirli in qualche altra struttura, però ci stiamo ragionando, ma anche con tutte le cautele, perché ripeto, insomma, sapete che non è semplice, insomma, portare via una persona anziana che ha dei punti di riferimento da una struttura per metterla in un'altra struttura, insomma, quindi è una questione anche questa molto delicata. Comunque stiamo veramente, insomma, cercando di trovare tutte le soluzioni possibili, stiamo cercando di coinvolgere appieno il sistema sanitario, quindi i direttori generali su questo, insomma, sono sul pezzo insieme ai loro direttori sanitari e sociosanitari. Siamo vicini sicuramente ai lavoratori e abbiamo anche aperto i canali come Commissione Salute nazionale, come Conferenza delle Regioni, portando al Governo e al Ministro anche la situazione delle strutture residenziali per anziani, chiedendo quindi intanto di inserire dei ristori. Quindi la Conferenza delle Regioni ha presentato un emendamento per inserire dei ristori per le strutture per anziani, e nel documento del personale avevamo inserito non solo delle possibilità di avere, diciamo così, delle corsie più snelle per quanto riguarda il personale in pensione, insomma le convenzioni e quant'altro, ma anche di inserire la possibilità e le risorse per dare gli incentivi al personale delle strutture per anziani che sono impegnati e sono stati impegnati nell'emergenza Covid, come è stato fatto per il personale sanitario. Queste sono due azioni che sono in itinere a livello nazionale con la Conferenza delle Regioni. La disponibilità che segnalavi era rispetto alla prestazione straordinaria da parte degli infermieri, dicevi che più o meno no, ci sono una dozzina per USL. Una dozzina per USL, insomma mi sembra che abbiano dato risposta. È chiaro che danno risposta per 2 ore, mentre loro avrebbero bisogno un po' più di una continuità, però in questo momento navighiamo, insomma, abbastanza a vista, e quindi sì, oppure 2 ore, 1 ora la sera, insomma, quindi invece avrebbero bisogno di mettiamo sicuramente più continuità. Stiamo anche monitorando giornalmente il contagio, i positivi tra operatori e anche quelli che rientrano, e ci sono alcune situazioni in cui, insomma, fortunatamente, insomma, ci sono anche operatori che stanno rientrando, e quindi, insomma, in alcune situazioni, in alcune strutture la situazione è un po' migliorata. Rimane comunque sempre una situazione, insomma, molto, molto delicata e molto fragile, e questo credo, questo lo dico, insomma, personalmente, credo che dovremmo sicuramente rivedere in futuro il sistema. E poi dico un'altra cosa, noi con gli interventi che abbiamo fatto a livello nazionale di richiesta vogliono anche essere un appello affinché ci sia una presa di considerazione più forte. Oggi la non autosufficienza, le strutture per anziani a livello nazionale sono un po' terra di nessuno, cioè nel senso sono emerse in questa emergenza vera e propria, quindi, insomma, io credo che anche da un punto di vista nazionale quindi ci deve essere una presa un po' più forte. So che anche le associazioni Euripa e UNEBA hanno fatto diversi appelli al governo in questa direzione e non posso che non condividerli, insomma. Altre domande? Mi pare. Domande per l'assessore Bottacin? Lei. Bottacina? Ah. Prego. Assessore, così ti sentono anche le TV. Buongiorno Assessore, siccome siamo al 30 novembre ed era questa stata la scadenza indicata dall'algoritmo per il raggiungimento appunto del pianoro, volevo capire se l'algoritmo conferma questo o se sposta in avanti all'inizio di dicembre la permanenza di questa fase di stabilità. Grazie. No, da qualche giorno, dalla settimana scorsa,
sono 4-5 giorni, diciamo che il numero è stabile, no? Dei ricoveri totali, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto quello che noi avevamo ipotizzato essere il momento di massimo numero di ricoveri. Quindi da qualche giorno abbiamo raggiunto questo dato, quindi è conforme rispetto a quello che era la previsione. Adesso possono succedere due cose: o l'R-Conti cala come nelle altre parti d'Italia, però ricordo che nelle altre parti d'Italia hanno delle restrizioni, quasi tutte le regioni erano arancioni o rosse, quindi con restrizioni ben più pesanti rispetto a quelle che avevamo noi, e infatti in quelle regioni è calato l'R-Conti in maniera importante, in alcune addirittura sotto 1, quindi vuol dire che il contagio è in diminuzione, il fronte del contagio è in diminuzione, oppure l'R-Conti rimane sopra l'1 o addirittura cresce, e questo potrebbe comportare nei prossimi giorni una curva che riprende a salire, cosa che noi speriamo non accada, tanto è vero che tutte le ordinanze che sono state fatte in questo mese circa di permanenza in zona gialla avevano lo scopo appunto di contenere l'R-Conti ed evitare che il contagio si espandesse ulteriormente. Il famoso un cliente ogni 20 metri quadri, il divieto di assembrarsi nelle località turistiche piuttosto che nei centri storici, avevano questo obiettivo qua. Adesso vediamo cosa prevederà il DPCM, quindi molto dipenderà da quello che prevederà il DPCM. Io ho letto solo sulla stampa alcune ipotesi, però non ho alcuna idea di cosa prevederà il DPCM, no? Pare di capire che manterrà le 3 zone, i 3 colori, però con restrizioni diverse rispetto a quello che c'era nel vecchio DPCM. Questo io ho percepito leggendo la stampa, però leggendo la stampa insomma poi non ho idea. Possiamo chiudere? Scusami Carlo, no, solo siccome ho fatto una verifica in diretta, finché ho chiesto e mi dicono che tutte le aziende fanno entrare durante il parto previo il tampone prima, quindi può essere che sia successo un caso, lo verifichiamo, però comunque me l'hanno confermato, insomma fanno entrare il genitore previo tampone rapido prima, chiaramente, per assistere al parto. Però nel frattempo mi è arrivata anche una mail in risposta a quello che questi genitori avevano fatto da parte del direttore sanitario Donato, in cui ed è datata 25 novembre, quindi da poco. Allora io ho verificato adesso, mi dicevano c'è stato dei problemi a Padova, ma li stanno risolvendo, quindi l'unico problema era circoscritto all'azienda probabilmente ospedaliera di Padova forse. Quindi possiamo dire ai papà che possono assistere in sala parto? Ok, grazie. Ecco. C'è tempo per Assessore, un dettaglio all'assessore Bottacci. Velocissimo, perché io ho l'Ecoforum Ambiente in corso di sopra, siamo ancora al primo posto in Europa sulla raccolta differenziata. Se domani avete un po' di spazio magari dedicatelo anche al modello Veneto, che viene sempre citato dal ministro Costa, che insomma ci sono anche cose positive, insomma, no? Certo, certamente. No, soltanto una battuta, Assessore, lei è sempre attento ai numeri, alle tendenze e parla attraverso le cifre. E il rischio, mi perdoni se insisto su questo punto, ma credo che interessi alla gente, il rischio arancione è veramente imminente, dati alla mano? Lo definirebbe imminente o abbiamo ancora un piccolo margine? No, ma al di là del margine, come ha detto il Presidente, il dato di partenza è l'R-Conti e ovviamente quando l'R-Conti è superiore a 1 vuol dire che il contagio è in espansione. Contagio in espansione fa sì che l'attenzione sia massima e quindi è, fra virgolette, abbastanza facile ricadere nell'arancione o nel rosso.
L'R/T è il numero che dice se il contagio si sta espandendo o si sta contraendo. Okay? Ci sono alcuni parametri che riguardano questo aspetto, quindi l'aspetto del contagio se si sta espandendo o si sta contraendo, che sono i parametri più importanti, e poi ci sono altri parametri che rappresentano le azioni che vengono messe in campo dalle regioni per contrastare non l'espansione del contagio, ma per contrastare gli effetti dell'espansione del contagio. Ovviamente l'intendimento del governo è quello di cercare di evitare l'espansione del contagio, cioè di agire a monte, fare in modo che non ci sia il contagio, e così non serve neanche l'azione seguente di far fronte alle conseguenze dell'espansione del contagio. Lo dico in parole più semplici: è meglio non ammalarsi piuttosto che avere tanti posti letto in ospedale per curare i pazienti. Ecco perché l'R/T è l'elemento che pesa di più, che rappresenta appunto quante persone si contagiano. Noi abbiamo sulla fase quella appunto della presa in carico, sia dal punto di vista del tracciamento che dal punto di vista sanitario, mi pare che abbiamo una buona risposta, i numeri ci dicono questo, però ripeto, il numero che comanda di più è quello dell'espansione del contagio, e l'espansione del contagio non sta calando come invece è calato da altre parti. Bene, grazie a tutti. Ecco qua la sala stampa che si svuota tutto d'un tratto, il punto quindi di giornata del governatore Zaia con gli assessori Lanzarin e Bottacin. Tanti di spunti anche oggi li metteremo in fila fra poco con la nostra Ilaria Marchiori. Vi mostro soltanto i dati della notte diffusi dallo stesso Zaia all'inizio della diretta. Sono 875 i nuovi casi di positività che si sono registrati dalle 17 di ieri alle 8 di stamane, 215 nel Padovano, 175 a Treviso, 150 a Venezia, 144 Verona, Vicenza 86, Belluno 66, Rovigo 19. I dati, quelli più importanti, cartina di tornasole dell'emergenza, sono quelli dei ricoveri in area non critica, 2608, e in terapia intensiva 339, terapie intensive che continuano comunque a crescere seppure gradualmente. Questi i numeri di giornata. Ovviamente, come sapete, alle 17, dopo le 17, arriva il secondo report di Regione del Veneto con azienda zero. E vi ricordo poi gli ospiti di questa sera a Ring, la trasmissione in diretta con Ferdinando Avarino alle 21:15 su Antenna 3. In apertura ci sarà il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, poi ancora Alex Bazzaro della Lega, Paolino Barbiero, SPI CGL dei pensionati, e poi anche il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Questa sera quindi a Ring, fra poco vi daremo anche il sondaggio della serata. Ecco, anche oggi nel corso della conferenza stampa di Zaia si è parlato di screening, di pandemia, epidemia, di R/T, di indice di contagiosità e di tanto altro, tamponi, test sierologici e quant'altro. Questo cosa significa? Significa, scusate, è caduto anche il microfono, significa sostanzialmente che è cambiato il lessico della comunicazione politica e istituzionale. La pandemia ha cambiato anche il modo di comunicare. La stessa conferenza stampa del governatore Zaia è un momento di comunicazione istituzionale importante, ma che di fatto prima non c'era. Quindi sono cambiati gli scenari per fare il punto di questa situazione nuova, per dare un peso a queste parole, per dare un peso a questo fenomeno. Siamo collegati con Nicola Palumbo, il nostro consulente aziendale, consulente per la comunicazione. Buongiorno Palumbo.
Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, oggi parliamo proprio di questo, parliamo della comunicazione. Ai tempi della pandemia comunicare è fondamentale, qualcuno potrebbe dire si comunica troppo, a volte si comunica anche male, da qui gli scivoloni che si sono registrati anche nelle ultime settimane da parte di numerosi virologi, perché di fatto poi il lessico scientifico molto spesso male si sposa con la comunicazione, con i mass media, con la comunicazione di massa. È così, Palumbo? Certo, guardi, senza dubbio. E devo dire anche che nella fase di emergenza la comunicazione, che spesso è una materia messa in secondo piano per tanti aspetti, è centrale, essenziale. Cioè, quando facciamo una comunicazione in una fase emergenziale, noi andiamo a provvedere alla soluzione dell'emergenza stessa. Un esempio pratico: io e lei siamo al cinema, il cinema prende fuoco, in base a come ci viene detto di abbandonare quella stanza dipenderà molto dalla nostra capacità di essere lucidi, sereni e quindi di risolvere positivamente la situazione, oppure di avere panico e magari avere qualche guaio, perché chiaramente il panico riduce lucidità e ci porta a fare cose che non andrebbero fatte. In questa fase noi abbiamo avuto una centralità televisiva nei media di virologi, medici, scienziati, professionisti di grandissima competenza tecnica, cioè persone che sanno davvero ciò di cui parlano, e su questo non vi è alcun dubbio, basta leggere il loro curriculum, dove praticano, cosa hanno fatto in vita, ma che sono persone tendenzialmente abituate a parlare ad una platea competente, esperta, ad una platea che sa la materia o che comunque la vuole conoscere. Pensiamo alle università. D'un tratto sono stati sbalzati più o meno volutamente davanti alle telecamere e hanno iniziato a parlare ad una platea che invece, ad un audience che è diverso, eterogeneo, che è fatto di persone comuni, che non hanno quelle competenze, che non hanno quella capacità di comprendere spesso la sottigliezza tecnica di un'affermazione. E il rischio, non da poco, che si è verificato spesso, come diceva bene lei, è proprio quello di lanciare messaggi che tecnicamente parlando hanno un senso, ma in realtà vengono percepiti come con un altro tipo di contenuto. Palumbo, facciamo un esempio. Abbiamo visto in video tre notissimi virologi: Andrea Crisanti, Ilaria Capua e Alberto Zangrillo, che sono stati protagonisti nell'ultimo periodo di polemiche incandescenti da questo punto di vista. Ecco, facciamo il caso, forse quello più noto, di Crisanti. Sì, Crisanti, che è medico di grandissimo spessore, e lasciamo perdere le varie polemiche, però insomma il curriculum suo è molto chiaro e molto evidente a tutti, ed è evidente altresì la sua predisposizione verso i vaccini, quindi è una persona che da sempre dice vacciniamoci. L'altro giorno, pochi giorni fa, ha affermato che finché non legge i dati, finché non è certo dei dati, delle informazioni sui due vaccini promettenti che Pfizer e Moderna hanno ormai presentato, lui non si vaccinerà. Il senso della sua affermazione, dal punto di vista medico, scientifico, è un senso giusto. Finché non leggo i dati, finché non siamo certi di ciò che andiamo a commercializzare, stiamo cauti. È una cosa giusta, direi quasi banale. Nessuno potrà farsi il vaccino fino a quando le agenzie del farmaco non avranno dato il via libera. Ma ciò che la persona comune da casa, ascoltando, mentre magari fa anche altre cose, si fa è una percezione di Crisanti è contro i vaccini. Crisanti è un Novax, un clamoroso assist a tutte quelle persone che sono per natura contro il vaccino e che sono chiaramente da convincere in questa fase, un clamoroso assist che non andava fatto. E un assist che è arrivato, mi scusi Palumbo, anche da Ilaria Capua, ovviamente anche qui del tutto inconsapevolmente, nel senso la Capua ha detto non sappiamo se il vaccino impedirà la trasmissione, anche qui è passata quasi per una Novax, il che è paradossale per certi versi. È un'affermazione giusta perché dice non abbiamo ancora tutti i dati in mano, quindi fatemi capire se il vaccino impedisce la trasmissione oppure no, ancora non lo so, quindi non posso dirlo. Al momento, se mi chiedete, potrei anche dirvi no, nel senso che non ho ancora letto,
Eppure la percezione di tanti è stata una percezione di la dottoressa Capua ci sta dicendo che non serve il vaccino perché non impedisce la trasmissione. Questo, mi lasci dire, non è colpa del pubblico, cioè non tutti devono essere esperti di ricerca scientifica e di virus. Ci sono persone che nella vita fanno altro e non hanno nemmeno voglia di sapere tutte queste cose. Qui sta all'esperto che va davanti a una camera essere in grado di utilizzare parole, contenuti, affermazioni, esempi che possono rendere facile la comprensione da parte di chi a casa non ha le competenze. E ieri sera, giusto per dire la cosa opposta, su una trasmissione su Rai 3, Burioni, altro notissimo ricercatore, medico, professore, ha fatto un esempio molto chiaro del perché è corretto vaccinarsi, e lo ha fatto con l'esempio di una foresta, che è una cosa che tutti noi abbiamo nella mente, no? Una foresta, un bosco, ha fatto l'esempio di un incendio: più gli alberi sono vicini, più l'incendio può diffondersi. Se noi interrompiamo o allontaniamo gli alberi, questa trasmissione viene meno. Ecco una comunicazione che funziona, perché chiunque ha in mente come è fatto un bosco, chiunque ha in mente come può diffondersi un incendio, e quindi in poco tempo può capire perché è importantissimo vaccinarsi. Se lui lo avesse fatto con toni, modi, contenuti tecnici, di sicuro sarebbe stato o frainteso o capito poco, o comunque sarebbe stato molto meno efficace. E Palumbo, quindi lei dice la responsabilità in questi casi è dello scienziato, diciamo, che deve calibrare le sue parole ben sapendo anche cosa poi trasmette, cioè bisogna stare attenti al messaggio fondamentalmente che si vuole trasmettere. Quindi lei che consiglio dà ai virologi, scienziati o aspiranti tali che poi vogliono venire in televisione o danno la disponibilità per dire la loro in televisione o sui mass media in generale? Qual è il consiglio dell'esperto? Allora guardi, intanto bisogna capire, bisogna sapere che la nostra audience è differente. Non abbiamo davanti persone che conoscono ciò di cui andiamo a parlare, ma abbiamo persone che non sanno nulla. Quindi facciamo un banalissimo test: telefoniamo a un amico, alla nonna, al papà, al nonno, e spieghiamo loro con le stesse parole che cosa vorremmo dire poi davanti a una camera, davanti alla trasmissione. Se la comprensione è perfetta su quello che realmente voglio dire, sono probabilmente sul piano giusto. Secondo tema a livello macro, quello che fanno altri paesi importanti, la Francia, gli Stati Uniti, Germania, è quello di delegare a poche persone la funzione di divulgazione delle informazioni sulla pandemia. Cioè poche persone parlano, quelle persone hanno una capacità divulgativa superiore perché probabilmente hanno fatto degli studi anche di comunicazione, quindi sanno anche spiegare bene cosa vogliono dire, e poche persone possono dettare una linea in maniera molto chiara senza dare adito a dubbi, a secondi pensieri, perché tutti abbiamo bisogno ora, tranne che di una polemica ogni giorno su ogni affermazione di ogni medico che magari perché non si spiega bene o perché utilizza parole non comprensibili dà adito, dà spazio a uno stormo di persone che non aspettano altro che la polemica facile. Questo poco, quindi ma un consiglio domestico. E uno macro sarebbe consigliato dare parola a poca gente. Parlano pochi, sempre quelli sanno, quelli hanno ormai l'impostazione e il messaggio arriva in maniera chiara. Perché Palumbo, le rubo una frase che ho visto sui suoi social, perché comunicare è semplice, dice lei, ma comunicare in modo semplice è una delle cose più difficili che esistono. Quindi questo per trarre una morale. Grazie Palumbo, grazie davvero per questo intervento. Grazie a lei, grazie a tutti. Buongiorno. Ha messo in fila un po' di questioni. Vedo Ilaria Marchiori pronta dall'unità di crisi di Marghera per tirare un po' le fila di questa conferenza stampa odierna. Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa del governatore Zaia. Dopo aver ricordato Remo Sernagiotto all'inizio, proprio prima di qualunque altra cosa, il governatore ha dato tutti i dati e ha parlato di oltre 3.000 tamponi che sono stati eseguiti finora tra rapidi e molecolari, e grazie proprio ai quali si è riusciti ad intercettare almeno 2.000 contagiati al giorno. Questo è un dato che ha voluto evidenziare proprio immediatamente. Poi ha parlato della situazione degli ospedali, ha detto siamo in una fase di stabilità, nel senso che non stiamo andando nessuno giù, ma questa fase di stabilità non deve rassicurare la popolazione, e qui è tornato ancora una volta ad affrontare la questione degli assembramenti, perché per l'ennesima volta abbiamo visto tutti le fotografie e le immagini scattate nel fine settimana di determinate città. La prima che mi viene in mente la città di Padova, con il centro pieno di persone, e quindi ancora una volta si sono verificati questi assembramenti di persone a passeggiare per i centri cittadini e non solo. Dunque il governatore ha detto ma allora in qualche modo ci stiamo prendendo in giro, nel senso che io continuo a ripetere in tutte le salse che non bisogna creare assembramenti, eppure mi sembra che non tutte le persone lo capiscano, e dunque ha evidenziato ancora una volta questo aspetto, dicendo che non esclude a questo punto di poter fare una campagna proprio in tal senso, e dicendo anche che se la nostra regione è riuscita a rimanere in fascia gialla finora è anche perché sì, c'è stata una buona risposta negli ospedali, ma anche perché in qualche modo si è dimostrata una responsabilità che invece ultimamente non si vede proprio per questi assembramenti che si vengono a creare con frequenza. Importante quanto accadrà nelle due riunioni che ci saranno con il governo, una questo pomeriggio alle 17 e una domani mattina invece alle 10, e in cui si discuteranno moltissime, cioè sul piatto ci sono moltissimi argomenti, in particolare anche con tutta probabilità quelli che riguarderanno anche le festività natalizie. Zaia ha voluto dire che questo DPCM sarà un po' più complesso degli altri, perché deve affrontare tre questioni importantissime: quella del Covid-19 che sappiamo, quella dell'influenza che avrà il picco a gennaio, e poi quella della campagna vaccinale. Dunque tre punti importanti, con poi tutte le questioni correlate attorno. Dunque sarà un DPCM, a detta del governatore, molto importante. Ecco perché si faranno queste riunioni prima di stabilire tutte le regole del nuovo DPCM, ascoltando proprio anche le voci delle regioni, perché il presidente Zaia è già da un po' che dice che le regioni devono essere ascoltate prima di emettere un DPCM, proprio perché ogni regione ha le proprie esigenze, ma anche perché è giusto ascoltare la voce di tutti. Dunque siamo in attesa di capire che cosa ne emergerà e poi anche quali saranno i contenuti di questo nuovo DPCM. Dopodiché ha parlato anche l'assessore Bottacin per quanto riguarda i dati della previsione. Ha detto ce li aspettavamo, dunque siamo abbastanza in linea con quanto era stato previsto secondo il modello matematico. Ha detto ora possono succedere solamente due cose. La prima è che l'R con T possa scendere come nelle altre zone d'Italia, però Bottacin ha voluto evidenziare come le zone d'Italia in cui si è sceso fossero arancioni e rosse, dunque con meno diffusione tra la popolazione, mentre la seconda potrebbe essere quella che rimane sopra l'1 oppure cresce, e riportare la curva a una risalita. Però questo non sembra essere proprio
proprio nei piani di quello che è il modello, nelle previsioni di quello che è il modello, ma si spera che invece lentamente, mano a mano, possa scendere. Dunque, in sintesi, sono questi i contenuti principali del punto stampa odierno del governatore Zaia, per cui se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie a te e a Sandro Ponchio. Grazie, buon lavoro Ilaria questa sera per i nostri telegiornali. Voi, grazie a te. Allora, adesso sentirei le previsioni del tempo con la nostra Alice Montagnier, poi vi presento i nostri nuovi ospiti. Le previsioni del tempo. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Benvenuti al meteo. Tempo ancora in genere buono al nord-est. Ci attende una domenica tutto sommato tranquilla. Il dettaglio del 29 novembre. Sul Veneto in montagna il cielo sarà sereno, al massimo velato, maggiori addensamenti sulle prealpi. In pianura al mattino qualche nube bassa o nebbia che renderà grigio il cielo, ma sarà destinata a dissolversi con il passare delle ore. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo lo stesso scenario, il sole sarà dominante solo con locali addensamenti, specie in mattinata. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno fino ai 4 gradi, massime invece sugli 8-11 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una bella giornata qui di sole, il cielo sarà al massimo velato, qualche annuvolamento sarà possibile ma solo localmente. Temperature minime intorno allo 0, massime fino ai 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce. Queste le previsioni del tempo della nostra Alice Montagnier. A livello nazionale vediamo rapidamente l'ANSA nazionale riporta il dibattito attorno al vaccino anti-Covid. Moderna, il secondo vaccino in ordine di tempo, è efficace al 94,1% fino al 100% nei casi severi. Questa è la buona notizia. Poi l'ira dei governatori, in questo caso di Cirio, il governatore del Piemonte. Inaccettabili le immagini della folla a Torino. È stata una domenica contrassegnata da lunghe code nei negozi in diverse parti d'Italia, non in Veneto dove è rimasto di fatto tutto chiuso grazie all'ordinanza appunto del governatore Zaia. Poi c'è il dibattito che infiamma attorno al MES. Di tutto questo parleremo subito dopo la pubblicità con Fabio Maggio di Forza Italia, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Roberto Grigoletto del Partito Democratico. A dopo. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio, saluto e ringrazio Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, assessore comunale a Montebelluna. Collegato via Skype c'è Fabio Maggio, assessore invece a Pederobba di Forza Italia. Buongiorno Fabio Maggio. Buongiorno a voi. Comincio da lei, Maggio, per ricordare una figura che è scomparsa nella giornata di ieri, quella di Remo Sernagiotto. Remo Sernagiotto, per anni assessore regionale ai servizi sociali con il Popolo della Libertà, è stato capogruppo di Forza Italia, uno degli uomini simbolo dei berlusconiani in Veneto. Poi ha avuto un'evoluzione politica ed è arrivato appunto a Fratelli d'Italia. Prima abbiamo sentito anche il ricordo di Raffaele Fitto. Chi era Remo Sernagiotto, Fabio Maggio? Remo Sernagiotto è stato un indiscusso protagonista di una stagione politica che io stesso ho incrociato. Guardi, io credo che
le eredità di chi fa politica siano difficili da stimare nel breve periodo. Sicuramente Remo Sarnagioto ha rivestito degli incarichi amministrativi che gli hanno consentito di avere e di assumere delle decisioni che il futuro ci dirà se erano giuste o sbagliate. Sicuramente ha messo tutto il suo impegno, come decine di persone oggi riconoscono. Credo che oggi sia il momento del dolore e il momento per tutti di stringersi alla famiglia per una tragedia inaspettata, francamente. E tra l'altro la stessa Giorgia Meloni, possiamo vedere il post, ciao Remo, scrive sulle sue pagine social, dice ci mancherai, lo descrive come un politico appassionato e competente, un uomo delle istituzioni che amava profondamente la sua terra e l'Italia. Remo Sarnagioto era, diciamo così, confluito in Fratelli d'Italia, tutto sommato recentemente, con un percorso politico maturato a livello europeo, ha portato in qualche modo i moderati in Fratelli d'Italia. Chi era Remo per Fratelli d'Italia? Sicuramente insieme a Raffaele Fitto ha portato all'interno di Fratelli d'Italia un mondo che è quello appunto dei conservatori e riformisti, quel mondo ovviamente moderato che veniva da un percorso diverso da chi come me per esempio ha fatto parte di Alleanza Nazionale. Devo dire però che insomma io Remo l'ho incrociato ovviamente nel mio percorso politico, in questi anni nei partiti dove abbiamo militato siamo stati sempre, a parte all'inizio, su posizioni differenti, pur stando nello stesso partito, però ricordo essere un uomo ottimista e si è sempre confrontato con le preferenze, quindi col giudizio della gente, e pertanto gli riconosco ovviamente l'onore delle armi e mi dispiace per quello che gli è capitato e faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Di certo appunto è stato un uomo del centrodestra, questo insomma lo possiamo dire politicamente, è sempre stato un liberale convinto, certo. Ecco, e quindi un vulcanico per certi versi. E il centrodestra è tornato in qualche modo a riproporsi in queste settimane, in questi giorni, in maniera compatta come non si vedeva da un po' di tempo. C'è stato il voto sullo scostamento di bilancio da 8 miliardi di euro, ne abbiamo parlato in apertura di diretta con lo stesso ministro D'Incà, scostamento di bilancio che ha permesso al governo di dare il via libera al decreto ristori quater. Qui maggio Berlusconi ha avuto un ruolo fondamentale, ha gestito la partita, questo gli è stato riconosciuto di fatto da tutti, o sbaglio? No, io credo che il presidente Berlusconi si sia assunto una responsabilità cruciale, che è quella di dare corso alle indicazioni del Presidente della Repubblica, non in ragione di qualche scopo politico come gli è stato imputato, ma in ragione di quella responsabilità nei confronti dei cittadini italiani e della nazione che Forza Italia ha sempre professato. Oggi siamo probabilmente in una delle condizioni e contingenze economiche più difficili dal 2008, anzi la più difficile certamente dal 2008, una delle più difficili dal dopoguerra. In questa condizione il Presidente Berlusconi ha deciso di assumere una posizione che fosse congeniale a portare a casa i risultati per un popolo, quello delle partite IVA e degli imprenditori, che agognavano quei risultati, quei ristori da troppo tempo. Ecco, quindi lei dice maggio l'operazione è stata fatta principalmente da Berlusconi, è ritornato in qualche modo a ruggire Berlusconi? Io credo che il Presidente non abbia mai smesso di ruggire, se mi consente questa battuta. La lungimiranza politica di Berlusconi si è rivelata tale anche in questo momento e bene hanno fatto, credo, gli alleati a seguire questa indicazione, condividendo un percorso che spero e mi auguro il governo
continui a perseguire anche nella gestione dell'importante partita del Recovery Fund. Ricordiamo che oggi ci sono 200 miliardi di aiuti che si stima arrivino, ma ancora oggi non sappiamo come vengano gestiti, o meglio, se la prospettiva è quella di una gestione per il tramite di quell'articolata organizzazione che il Presidente del Consiglio ha delineato in un comitato di 300 esperti, e Dio ce ne scampi, perché probabilmente quei soldi non li spenderemo mai se questa è l'organizzazione. Quindi credo che l'opposizione vada coinvolta nella sua interezza anche e soprattutto in questo. Borgia, come interpreta questa ritrovata unità del centrodestra anche a livello parlamentare? Perché di fatto le posizioni sono sempre state molto differenziate in questi mesi, per esempio sul MES, e poi lo vedremo. Ma guardi, a dire il vero, non c'è mai stata, come dire, una difficoltà con gli alleati, anzi il nostro grande privilegio, pregio è stato appunto essere uniti, essere coesi. La gente ci vota soprattutto perché abbiamo buoni programmi e stiamo insieme da tempo e siamo persone affidabili. In questo caso abbiamo dimostrato ancora una volta che mettiamo prima di ogni altra cosa l'unità nazionale, quindi era doveroso in questo caso essere tutti uniti, dare una dimostrazione di unità. Speriamo che in questo caso la maggioranza e il governo colga la palla al balzo per continuare su questa linea che ha tracciato il centrodestra, e quindi in tutte le prossime scelte future da fare per il bene del Paese venga coinvolta non solo la maggioranza ma anche la minoranza. Ecco, però un conto è il coinvolgimento, un altro è l'appoggio, il sostegno. Ho qui una intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera di Renato Brunetta, che fa i complimenti a Luigi Di Maggio. Sembra quasi un sostegno, o comunque c'è l'ipotesi, ecco, le chiedo, c'è l'ipotesi che Forza Italia entri nel governo Conte? Glielo chiedo proprio direttamente. Se ne parla tanto. È una domanda diretta a cui do volentieri una risposta diretta, che poi è quella che ha dato sempre il partito e soprattutto il presidente Berlusconi. Non c'è nessuna possibilità che Forza Italia partecipi a un governo con PD 5 Stelle, in modo particolare con questa maggioranza che ha dimostrato di non avere una pianificazione, un piano, una responsabilità in un momento straordinariamente difficile. Voglio ricordare che la gestione dell'emergenza sanitaria ha avuto delle criticità evidenti, come lo ha avuto la gestione delle conseguenze economiche. Oggi ci sono imprese che si sono ritrovate a anticipare la cassa integrazione, e ancora oggi parliamo di un DL ristori water. Continuiamo con gli aiuti a pioggia, ma non abbiamo una pianificazione generale degli investimenti. Ecco, Forza Italia ha negli ultimi mesi sempre invitato il governo a un dialogo costruttivo. Se invitare a un dialogo costruttivo significa partecipare a delle maggioranze strampalate, noi non ci siamo, questo è evidente, ma crediamo nella responsabilità che una grande forza politica, Forza Italia, voglio ricordare, oltre 100 tra senatori e deputati, debba avere. Fra poco più di una settimana il Premier Conte redazionerà al Parlamento sulle linee guida per il prossimo Consiglio europeo. In ballo c'è il MES. Fondamentalmente c'è il fondo salva stati. Lo stesso Osvaldo Napoli, rappresentante di Forza Italia, dice: ne vedremo delle belle, nel senso sarà un giorno in cui si deciderà il futuro del centrodestra, perché è indubbio che, così come all'interno della maggioranza di governo, all'interno dell'opposizione sul MES non c'è accordo. Tra voi di Forza Italia e Fratelli d'Italia sul MES le posizioni restano distanti. Che cosa succederà, Borgia, chiedo a lei, il 9 di dicembre sul MES? L'unità del centrodestra rischia di scomparire in un soffio?
queste sono ovviamente scelte che ogni formazione politica deve fare e si deve assumere. Fratelli d'Italia da sempre è contraria al MES, lo abbiamo ribadito dovunque, dappertutto, in Parlamento, nelle piazze, tra la gente. Crediamo che sia uno strumento che non mette nelle condizioni migliori il proprio paese di, come dire, risollevarsi, anzi lo mette in seria difficoltà e come dire, può creare delle problematiche assolutamente serie, soprattutto perché come dire, si casca nel tranello ovviamente del debito, e quindi non vorrei che attivando il MES potessimo fare la fine, seppur in una situazione diversa, della Grecia. Per cui Fratelli d'Italia da sempre ha sostenuto questo, no al MES, ognuno si assume la propria responsabilità, soprattutto in Parlamento. Mentre sia al MES ha sempre detto Forza Italia, in particolare Silvio Berlusconi. Maggio, come la mettiamo? Ma guardi, io credo che come qualsiasi questione complessa non si possa prescindere da un'analisi del tema e della tematica. Oggi questo Paese ha estremo bisogno di liquidità. Dobbiamo fare una distinzione tra quello che è lo strumento del MES, uno strumento che parte da lontano, parte dal 2008 come reazione alla crisi economica, ed è uno strumento che è stato attivato, era già attivo, e è stato uno strumento che ha consentito all'Europa di evitare le conseguenze più drammatiche della speculazione finanziaria conseguente a quella crisi. È uno strumento che può essere rivisto? Certamente. Forza Italia non ha pregiudiziali sulla possibilità di rivedere gli strumenti di governance del MES. Qui però si tratta di assumere una scelta di principio, che è quella di valutare se effettivamente abbiamo bisogno di uno strumento di reazione a quella che è la speculazione finanziaria, e io ritengo, e Forza Italia ritiene di sì. Gli Stati da soli in questa condizione non possono reagire alle forze di mercato che spesso, abbiamo visto, fanno schizzare in alto lo spread e mettono a rischio la stabilità finanziaria dei paesi. Altra questione è il MES sanitario. Forza Italia è sempre stata favorevole all'attivazione del MES sanitario perché oggi siamo, lo ripeto, in una grave contingenza economica nella quale manca liquidità. Credo che aprire un dibattito su a che condizioni entrare ad avere quei 36 miliardi che urgono soprattutto per le strutture sanitarie sia dovere di tutti. Discutiamone in Parlamento e troviamo una sintesi. Lo dobbiamo al Paese, lo dobbiamo ai cittadini, lo dobbiamo alle imprese. Borgia, la vedo irrequieto. No, assolutamente. No, più che altro non tanto su questo, nel senso che, l'ho detto prima, abbiamo una posizione differente. Non tanto con l'amico Fabio Maggio, ma ovviamente con i vertici Forza Italia che, come dire, hanno un'idea diversa da quella che è quella di Fratelli d'Italia sul MES. Ero rimasto invece basito anch'io sull'articolo di Brunetta sui complimenti fatti a Di Maio, perché tra tutti... Non si associa. Assolutamente. Credo che come spesso succede ultimamente Brunetta abbia preso un abbaglio, perché tra tutti i ministri che siedono in quel governo, ecco, Di Maio sia la persona meno indicata a cui fare complimenti, soprattutto perché faccio un esempio su tutti, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza credo che abbia come dire, sbagliato su tutti i fronti. Io da amministratore locale, da assessore, ho cercato per mesi di provare ad attivare i lavori, le cosiddette 8 ore di lavoro nei confronti dei cittadini che percepiscono il reddito per lavori ovviamente cosiddetti socialmente utili per il comune. Non ci sono ancora riuscito, ma come me tantissime altre amministrazioni, perché è un sistema complicato. Quei soldi, invece di darli a chi, come dire, è in attesa di lavoro o è, come dire, comodamente sul divano, li potevamo utilizzare per sgravare le tasse del lavoro, per esempio. Mi dicono sia arrivato anche Grigoletto. Buongiorno Grigoletto, bentornato su Antena 3. Grazie. Allora, stavamo lavando un po' i panni sporchi del centrodestra qui in diretta, però insomma anche all'interno della maggioranza ci sono tante questioni in sospeso. Questa mattina
Abbiamo avuto in apertura il ministro D'Incà. Il tema è quello del rimpasto, se ne è parlato tanto in queste settimane, soprattutto in questi ultimi giorni. Il Premier Conte in un'intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera dice non ci sarà nessun rimpasto, ma in realtà i muguni sono tanti. E lei come la vede? Ci sarà alla fine un rimpasto e che cosa chiede il PD al Movimento 5 Stelle? Sinceramente non saprei rispondere a nessuna delle due domande, sono intelligenti e che si fanno giustamente tutti in questo momento, solo che non saprei davvero come rispondere, nel senso che ci sarà il rimpasto. Io non lo so se sia utile un rimpasto in questo momento, quando mi sembra che il governo da fare ne abbia, e di cose serie alle quali pensare ne abbia parecchie, con il controllo dell'epidemia, che mi sembra soprattutto con l'avvicinarsi delle festività desti più di qualche timore e preoccupazione. Quello che chiede il PD, se posso essere sincero con lei, a volte sfugge anche a me quello che chiede il PD, non ho ben capito nemmeno il PD cosa chieda. Certo, è anche vero che un intervento magari più incisivo in certi momenti, forse anche per prevedere alcune situazioni, sarebbe stato anche magari anche abbastanza opportuno. Mi riferisco in particolare, se ho ancora un secondo, alla scuola, perché lì oggettivamente io penso che fosse tutto abbastanza ampiamente prevedibile quello che poi è di fatto accaduto con la chiusura, col problema dei trasporti, quindi con la condanna alla didattica a distanza per gli studenti del liceo. Ecco, mi sembra che su questo il governo, soprattutto per quanto riguarda non tanto la scuola, perché su quello è intervenuto e sappiamo che la scuola non è più di tanto un luogo di contagio, quanto piuttosto sul fronte dei trasporti, e mi pare onestamente che anche su questo, per questo sto dicendo che forse tante cose il governo le ha da fare prima di pensare al rimpasto. Mi sembra che su questo non ci siano grosse novità, no? Si aprirà, pare ora il 7 di gennaio, però sinceramente io non lo so, io non ho ancora letto nessun provvedimento, devo dire la verità, in ordine ai trasporti, che sono il problema fondamentale. Ecco, quindi diciamo che a dirlo sia lei come esponente comunque del centro-sinistra, è una critica importante la sua. Sì, ma io da questo punto di vista mi sento abbastanza libero, battitore libero, tanto autorevole proprio nel centro-sinistra, nel senso che milito, ecco, sicuramente, però ecco, le mie riserve le ho, ecco. Io penso che in questo momento ci sia davvero da pensare alla salute dei cittadini, insomma, e quindi che sia la cosa davvero prioritaria. Posso anche aggiungere sinceramente che mi danno fastidio certi dibattiti, come quello politico, non giornalistico ovviamente, il giornalismo fa il suo lavoro ovviamente, ma in ambito politico certi dibattiti come quello sul rimpasto in questo momento, quando c'è gente che ancora muore per il coronavirus. Ecco, e su questo mi pare che tutti e tre avete la stessa idea, nel senso, da amministratori del territorio, comunque Borgia assessore Maggio, lei comunque Grigoletto consigliere comunale a Treviso, già vice sindaco di Treviso, insomma la vivete la realtà, questo è il dato di fatto. E che cosa insegna questa realtà Grigoletto? Lei che cosa vede per esempio a Treviso? Cosa è cambiato? Cosa ha cambiato maggiormente questa pandemia? Lei che cosa ha avvertito? Ma io spero abbia cambiato, stia cambiando la mentalità, lo stile e anche il senso di responsabilità. Io non ne sono così purtroppo sicuro, ma non dico soltanto a Treviso, più in generale. Certo, per rispondere alla sua domanda, su Treviso noi insisteremo, lo farò anche quest'oggi in Consiglio Comunale, faremo il Consiglio comunale in streaming anche oggi pomeriggio, e lo richiederò al sindaco Conte di garantire, proprio in vista anche dello shopping natalizio, ecco, che ci sia davvero un severo controllo anti-assembramento, perché mi pare che in alcune regioni che sono passate all'arancione ci si è già dimenticati dei rischi che si corrono. Non vorrei che a ridosso delle
festività e con lo shopping appunto di Natale si ripresentassero quelle situazioni che sono davvero allarmanti. Io quindi, per rispondere ancora alla sua domanda, spero che sia cambiato qualcosa, nel senso che non ci sono stati tanto dei cambiamenti, è cambiata proprio un'epoca, dobbiamo renderci conto di questo, e che anche se quando sarà trovato il vaccino, ci vorrà intanto del tempo, ma probabilmente dovremmo anche ritornare spesso con la memoria a quanto abbiamo attraversato, e quindi dalla sera alla mattina può capitare, noi ovviamente non ce lo auguriamo chiaramente, però possono capitare queste cose, quindi forse dovremmo aver capito, io spero, insomma, di quanto siamo vulnerabili. Allora, vi chiedo se potete rimanere collegati ancora per un attimo, abbiamo qualche istante di pubblicità e ci vediamo subito dopo. Di nuovo in diretta, stiamo analizzando la situazione politica da molti punti di vista con Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, che è qui in studio, Roberto Grigoletto, collegato via Skype del Partito Democratico, così come Fabio Maggio di Forza Italia. Diciamo che, Grigoletto, chiedo anche a lei, l'ho già chiesto sia a Maggio che a Borgia. Le forze politiche hanno trovato la scorsa settimana una unitarietà a livello parlamentare votando lo scostamento di bilancio. Secondo lei quanto dura questo clima di coesione? Io mi auspico che duri abbastanza, o comunque il tempo necessario per uscire da questo momento di crisi. Del resto la nostra storia, per riferirci soltanto così alla cosiddetta storia repubblicana, nei momenti di maggiore difficoltà ha visto proprio unirsi e lavorare insieme le diverse forze politiche, che per un attimo o per un periodo, insomma, anche più o meno lungo, si sono messe insieme per uscire appunto dalle diverse emergenze, fossero gli anni di piombo, fosse il brigatismo, fosse la crisi economica. E quindi ci sono stati momenti nei quali effettivamente le forze politiche diverse hanno lavorato insieme. Io penso che in questo momento sia importante, sia un segnale importante per il Paese, ma sia anche una importante decisione, anche, e io penso anche efficace per il governo del Paese. In questo momento non c'è bisogno di contrapposizione frontale, piuttosto pur dalle legittime differenti posizioni c'è da concorrere insieme come per uscire dal momento. Quindi non lo so quanto durerà politicamente, direi che non c'è nessun tipo di nuova alleanza, di nuova maggioranza, questo no. C'è io da quello che avverto, una decisione responsabile, io penso, di lavorare insieme per questo difficile momento per chi lo vive sulla propria pelle in tutti i sensi, dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista economico e dal punto di vista lavorativo. Litigare, continuare a scontrarsi sulle misure economiche, ad esempio, o sull'occupazione, mi sembra non sia utile, ecco. E Maggio, c'è questa unità nei comuni? Nel senso, le forze politiche che comunque esprimono maggioranze e opposizioni anche nei nostri comuni, come si stanno comportando? C'è una maggiore collaborazione? Ma guardi, io purtroppo devo ricordare quello che è accaduto a Conegliano, in cui le forze che oggi governano a Roma hanno continuato a parlare appunto di unità e richiamare l'unità, e hanno poi invece privato la città di Conegliano di un'amministrazione legittimamente eletta che stava gestendo l'emergenza. Oggi siamo di fronte a questo. Io tanta collaborazione in provincia di Treviso non la vedo. Certo è che questo non fa il paio invece con l'atteggiamento responsabile che sia a livello nazionale, sia, io lo dico nella mia esperienza personale, ma penso di poter parlare anche per gli altri rappresentanti del centro-destra in provincia di Treviso, abbiamo condotto invece a livello locale, in cui tutte le misure assunte in maniera straordinaria da amministrazioni locali e sindaci sono state condivise e hanno trovato una forma di condivisione con l'opposizione. Ecco, tanta responsabilità dal Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e il caso Conegliano lo dimostra, non c'è stata.
Anche se poi appunto l'amministrazione di centrodestra è finita, questo va detto, a causa di alcuni transfughi che poi sono passati dall'altra parte. Insomma, c'è stata una irresponsabilità, verrebbe da dire, diffusa. Beh, c'è stata un'irresponsabilità diffusa e mi permetta anche il poco rispetto per la volontà dei cittadini, ma soprattutto il poco rispetto per i cittadini in una situazione drammatica per l'economia. E si apre la campagna elettorale nella città del Cima, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Tra l'altro Fratelli d'Italia ha messo i puntini sulle i, dicendo prima di arrivare ad un candidato, prima di riconfermare anche Fabio Chies, concentriamoci sui contenuti, che è un po' la solita formula che si utilizza per dire no, piano, decideremo insieme anche le candidature. Ma guardi, nessuna formula, come dire, magica, anzi è un marchio di fabbrica di Fratelli d'Italia. Noi prima di parlare di posizioni, di ruoli, di chi deve fare cosa, parliamo sempre di programmi. Parliamo di programmi perché dobbiamo avere come dicevamo prima, come alleati delle idee comuni, ma questo non succede solo a Conegliano, succede anche, per esempio, succederà anche a Oderzo, a Montebelluna, a Volpago, dove appunto si andrà a votare. Ha detto bene il nostro coordinatore provinciale Montuori e il coordinatore regionale De Carlo, dobbiamo tracciare una linea chiara, però la si traccia partendo dai contenuti, dalle proposte politiche. Tutto il resto arriva dopo, non è una formula magica, ma è un marchio distintivo di Fratelli d'Italia. Grigoletto, lei come la vede Conegliano? È la seconda città della Marca, quindi insomma è anche un simbolo. Sì, riguardo alla crisi di giunta che si è aperta, come giustamente lei ricordava, mi sembra che si siano appoggiati tra di loro, insomma, no? Nel senso che hanno avuto dei problemi interni alla maggioranza, di gente che se n'è andata, e mi sembra che probabilmente anche il sindaco Chies non stava più tanto accontentando la comunità coneglianese, ma ripeto, queste sono considerazioni che faccio da esterno, quindi non voglio adesso entrare ovviamente nel fare polemica. Si prende atto che di fatto il sindaco mancava da tempo di una maggioranza. Ora si tratta certamente di costruire qualcosa di diverso. Io vedo difficile riproporre, io spero perlomeno, penso sia una questione anche probabilmente di responsabilità, di proporre formule, soprattutto in questo momento molto molto particolare. Per quanto riguarda la nostra parte, ovviamente ora si sta lavorando a creare una proposta valida e credibile, e ci sta lavorando ovviamente il circolo di Conegliano insieme al segretario provinciale Zorzi, già si sta guardando anche a delle figure possano essere dei riferimenti per la comunità. Certo che in questo momento io penso sia il caso di provare tutti a mettere da parte così i giochini politico-strategici che si fanno solitamente, perché in questo momento c'è davvero di tanta responsabilità. Probabilmente la gestione anche dell'emergenza richiede anche una classe dirigente all'altezza. E diciamo più in generale che l'unitarietà mal si concilia con una campagna elettorale, ma questo in generale è un principio generale, ma staremo a vedere, anche perché poi le date si decideranno fra qualche mese, perché al momento è impossibile anche fissare una data. Lo abbiamo visto anche con il rinvio delle elezioni per la nuova provincia, insomma, e anche qui si aprirebbe un ulteriore fronte, ma siamo in chiusura e quindi vi ringrazio Roberto Grigoletto del Partito Democratico, Fabio Maggio, Forza Italia, e Claudio Borgia, che è qui in studio, Fratelli d'Italia. Allora, siamo alle battute conclusive anche di questa prima parte di diretta. Abbiamo visto insieme i contenuti di questo decreto ristori quater illustrati dal ministro D'Incà. Abbiamo ricordato anche la figura di Remo Sernagiotto con uno dei suoi colleghi più illustri, Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Conservatori e Riformisti, di cui presidente a livello europeo è la stessa Giorgia Meloni.
Poi appunto abbiamo sentito le novità del giorno dal governatore Zaia, che ha ricordato in apertura lo stesso Sernagiotto e poi è tornato sulla curva del contagio, dicendo che il Veneto è entrato in una fase di stabilità della curva dei contagi e dei ricoveri, ma che bisogna stare molto attenti perché di fatto l'indice R con T, il famigerato indice del contagio, è tra i più alti in Italia, quindi evitare assembramenti è di fatto il mantra del governatore Zaia. Ritorniamo in diretta, quindi alle 18:30 con il telegiornale regionale, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. È davvero tutto per questa parte di diretta. Ringrazio e saluto dalla regia Renato Capoia, Simone Merlo, Marco Gagliazzo. Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.